Signore e signori, ha inizio l'Assemblea Generale di Confindustria Vicenza. Coordina i lavori Francesco Giorgino. Buon pomeriggio e benvenuti a questa Assemblea Generale di Confindustria di Vicenza. Un appuntamento di grande rilevanza non solo per il titolo di per sé già assai emblematico e significativo nella sua formulazione semantica, lo avete letto, l'Europa allo specchio, il looking glass self, come direbbero gli anglosassoni, ma anche perché coincide con un momento, ahimè, ai noi, molto delicato dal punto di vista geopolitico, e voi sapete molto bene che la geopolitica ha un effetto immediato anche sulla geoeconomia. Ci stiamo misurando con un nuovo e preoccupante conflitto, quello che inaspettatamente è scoppiato nella regione mediorientale con l'attacco ad Israele di sabato 7 ottobre da parte di Hamas, e poi permangono gli effetti del conflitto in Ucraina. Rispetto a tutto questo poi c'è da aggiungere il peso dell'inflazione sempre più galoppante e le previsioni purtroppo a ribasso della crescita economica europea, che noi oggi andremo anche a definire in relazione non solo allo specifico di questo territorio ma anche del nostro Paese. Ecco, a tutto questo poi si aggiunge, sempre per rimanere sul crinale dell'attualità, il fatto che questa settimana è stata la settimana in cui il governo ha varato la manovra economica, e quindi anche questo argomento è sicuramente degno di attenzione e di dibattito da parte dei molti ospiti che calcheranno questo palcoscenico. Quindi sono tanti, per rimanere nel linguaggio economico, i fattori, per così dire, esogeni ed endogeni da prendere in considerazione per restituire a questa platea così numerosa e anche così qualificata il quadro dell'evoluzione in atto per un mondo, quello dell'impresa, che evidentemente è impegnato nella realizzazione delle due grandi transizioni, quella digitale da una parte e quella ecologica dall'altra. Non c'è dubbio che, come ricordava già molti anni fa un grande economista, Schumpeter, l'innovazione è sì di prodotto, ma forse è ancor prima di processo. Così come non c'è dubbio che la ipercomplessità dell'era tardo-moderna o post-moderna richiede approcci nuovi, approcci cioè che sanno garantire uno sguardo lungo, capace di tenere insieme i tre tempi dell'esperienza umana, il passato, il presente e il futuro, ma anche uno sguardo largo che dal punto di vista metodologico significa ricorrere prevalentemente a soluzioni di tipo non solo multidisciplinare ma anche interdisciplinare. Avremo, come vi dicevo, tanti ospiti molto qualificati questa sera, questo pomeriggio qui su questo palco, che ci aiuteranno a definire lo scenario partendo dalle specificità di questo territorio, che certamente si connota anche storicamente per una sua effervescenza economica e anche per una sua effervescenza sociale. Ed è quindi giusto che si dia ufficialmente in via a questa assemblea invitando qui sul palco la padrona di casa, ovvero la presidente di Confindustria Vicenza, Laura Dalla Vecchia. Ciao Laura. Allora, Presidente, salutiamo insieme i tanti ospiti qui presenti. Grazie, vi do il benvenuto questa sera a questa nostra assemblea annuale, che per noi è sempre un importante appuntamento per confrontarci sui temi che ci stanno più a cuore come imprenditori. E sono felice di vedervi così numerosi. So che alcuni di voi hanno avuto problemi con il traffico, ma comunque siete arrivati. E sono molto felice anche che ci ritroviamo in questa bellissima situazione, questa azienda, e per questo motivo voglio ringraziare in modo particolare la proprietà, ovvero Langley Holdings, che qui è rappresentata da Bernard Langley e dal CEO di Marelli Motori, Alessandro Pedroni. Ci hanno gentilmente aperto le porte della loro azienda, un posto dove lavorano e hanno lavorato negli anni migliaia di persone, contribuendo a creare la ricchezza del nostro territorio. I want to thank you, Bernard, for your generous support, for opening your factory to us, and your hospitality has provided us with a perfect setting for our discussion today.
And sincerely, we could not be more grateful for this. Meglio di ogni nostra parola comunque ci parlerà di Marelli, di questa azienda, il video che andiamo a vedere. Vieni al centro. Diceva il padre della linguistica, Ferdinand de Saussure, che i processi di significazione della realtà vengono attivati attraverso significanti verbali, che sono le parole, e significanti non verbali, che sono le immagini. A volte le immagini sono molto più forti delle parole. Qui abbiamo visto delle immagini molto significative, ma anche delle parole molto significative, a partire dal claim Powering the Future, che evidentemente è uno dei temi che quest'oggi dobbiamo approfondire. Allora, darei subito, salire sul palco, sì. Invitiamo sul palco Bernard Langley e Alessandro Pedroni, che rappresentano la proprietà e CEO di Marelli Motori. Grazie. Nice to meet you. Grazie, che gentile, grazie mille. Prego. Allora, comincia Mr. Langley per rappresentarci la holding e poi proseguirà il rappresentante del ramo italiano di questa importante azienda. Prego. Thank you. Good evening and welcome. I have to say it's an absolute honor hosting this today. Just a little introduction. My name is Bernard Langley. I'm one of the main board directors for Langley Holdings PLC. Langley is a family-owned, global operating industrial conglomerate established by my father back in 1975, Mr. Anthony Langley. Marelli Motori became part of that family back in 2019, just a small part of its history, but soon to be a very large part of its future. Marelli,
together with Bergen Engines and Pillar Power Systems, makes up the Power Solutions division within our group. A key part of our strategy and vision for a sustainable future. I am very much excited about the future and what we can bring to it, what we are going to bring to it. With continuous investment into R&D, into hydrogen, renewables, and the evolution of our products, the future looks bright. So on that note, I'm going to hand over to the CEO of Marelli Motori, Alessandro Droni. Thank you very much. Thank you, Mr. Langley. Thank you for your introduction. Please. Grazie a tutti. Vi porto il più caloroso benvenuto da parte di tutti i lavoratori di Marelli. 450 persone che ogni giorno popolano questa officina e questi uffici e con il loro ingegno, il loro saper fare e la tecnologia che ci contraddistingue, creano e costruiscono quei prodotti che avete avuto modo di vedere, bellissimi prodotti che avete avuto modo di vedere attraversando l'officina. Da oltre 130 anni Marelli rappresenta un punto di riferimento per la comunità in cui opera e a livello mondiale come uno dei principali costruttori di motori elettrici e di alternatori. Lo facciamo da questo stabilimento, dopo aver fatto reshoring di una parte della produzione che veniva fatta fino al 2020 in Malesia, quindi riportando in Italia un pezzo di produzione, cosa abbastanza inusuale in questo periodo. Lo facciamo costruendo diverse tipologie di prodotti, andiamo dai prodotti piccoli, make to stock, da pochi kilowatt, motori e alternatori, fino a vere e proprie soluzioni specificatamente disegnate per i clienti, per i bisogni dei nostri clienti, scusate, con engineering to order products. Lo facciamo e lo facciamo con grande impegno, pensando alla sostenibilità, che per Marelli è una parte importante del suo DNA da sempre e che non è solo rappresentata dall'elettrificazione della generazione di energia, ma anche dalla cura per le persone che lavorano presso di noi. Quindi, che è un tema estremamente importante. Anche in questo periodo di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, pensiamo che le persone rimangano il vero elemento differenziante nella nostra capacità di servire i clienti e di differenziarci rispetto anche al resto dei produttori mondiali. Quindi una realtà realmente global, perché siamo orgogliosamente radicati nel territorio vicentino, ma abbiamo una visione di business globale, perché il mondo è il nostro terreno di gioco. Voglio quindi finire ringraziando solamente Confindustria per averci proposto di ospitare questo evento, tutto il team di Marelli e di Confindustria che ha organizzato in maniera fantastica questo evento, e in particolare due persone, che sono Andrea Boni, il mio Chief Operating Officer, e Laura Groppo, il responsabile delle relazioni esterne, perché il loro sforzo e il loro impegno sono stati per me di grande esempio in questi giorni. Grazie a tutti. Grazie al dottor Pedroni, grazie a Mr. Langley. Allora, Presidente, senza indugio, perché abbiamo un programma molto corposo e ci sono anche evidentemente degli impegni che i nostri rappresentanti istituzionali hanno nell'arco del pomeriggio, e quindi a me il compito gravosissimo di far quadrare i conti senza urtare nessuna suscettibilità. Però intanto partiamo dall'analisi di questo territorio, di questa realtà molto importante, e poi in una chiave dal territorio locale al territorio nazionale a quello europeo andremo a ricomporre l'intero quadro. Prego, Presidente. Grazie, e cercherò di andare veloce visto che i tempi sono ristretti. Come ha affermato Henry Ford, riunirsi è l'inizio, è rimanere insieme il progresso e lavorare insieme il successo. In un mondo in rapido cambiamento, queste parole riecheggiano la necessità di unità e collaborazione tra noi. Noi, intesi come imprenditori vicentini, veneti e italiani,
e anche con la parte politica. Siamo parte di un'Europa che rappresenta la dimensione minima per potersi confrontare con le altre grandi potenze. Gli Stati Uniti, la Cina, l'India, ma anche il Medio Oriente e l'Africa. Il confronto tra la nostra economia e questi attori è per le nostre aziende oramai quotidiano. Siamo grandi esportatori e il nostro futuro è direttamente legato alla capacità dell'Europa di saper gestire le relazioni internazionali. Ma l'Europa si trova di fronte a un bivio cruciale, perché dovrà stabilire quale sarà la propria direzione rispetto ad una nuova era di sfide economiche e geopolitiche. Siamo in 27 democrazie con culture millenarie, esigenze particolari e con le rappresentanze politiche alla continua ricerca di consenso. E ci troviamo anche alla vigilia di importantissime elezioni che apriranno un'era di grandi trasformazioni. Il tema principe dell'attuale Commissione è stato fin dall'inizio quello della transizione ecologica, che tutti noi riteniamo urgente e fondamentale per il futuro dei nostri figli. Il problema è che, oltre alle buone intenzioni, stiamo subendo gli effetti di un confusionario processo normativo. Assistiamo a continui start and stop nella definizione degli obiettivi, dei percorsi e dei tempi. E questo è il dramma per chi vuole investire e creare lavoro qui in Europa. Si parla anche tanto di intelligenza artificiale, del quantum computing, e siamo consapevoli che saranno passaggi epocali, almeno quanto fu l'avvento di Internet. Sono questi i temi su cui ci aspettiamo di avere un confronto e una prospettiva dai nostri interlocutori che sono qui oggi, perché la globalizzazione non è morta. La globalizzazione sta però rapidamente e radicalmente cambiando e noi dobbiamo esserci consapevoli, decisi, rimanendo saldamente protagonisti per difendere l'economia e soprattutto il lavoro in Italia. Il cambiamento spaventa, è umano, ma io quando vado in azienda vedo quello che il nostro territorio, con le sue persone, con capacità e coraggio sono riuscite a costruire. E allora non posso non avere fiducia e tenere duro e andare avanti. Non dobbiamo nemmeno cedere però alle emergenze. In Italia ci siamo un po' troppo abituati a passare da uno stato di emergenza all'altro. Emergenza rifiuti, emergenza taxi, emergenza terremoto, emergenza profughi, ma questo non può essere un normale modus operandi. Dobbiamo avere l'intelligenza e la forza di programmare, di pensare a medio e a lungo periodo e di avere degli obiettivi ragionevoli ma condivisi. Siamo nel G7, ci serve un vero e strutturato piano industriale del Paese. Al nostro governo chiediamo oggi il massimo impegno per programmare il nostro futuro, diventarne protagonisti, non subirlo. È questo il ruolo della politica, che comprende le istituzioni, i partiti, ma anche le associazioni di imprese e tutte le parti sociali, anche i singoli cittadini, tutti noi. Riunirsi è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Sono concetti semplici, ma sono qualcosa che ogni tanto in Italia e in Europa abbiamo perso. Quando il mondo era ordinato forse potevamo permettercelo, ma ora no. Comunque è qui, dal Vicentino, da questa azienda, simbolo di cosa vuol dire essere un attore economico in un mondo globalizzato, che vorrei partire, concentrandomi con voi su alcuni dati. Il grafico che vedete rappresenta l'andamento della produzione industriale nelle nostre aziende dal 2020 ad oggi. Si deve notare che la curva cala inesorabilmente. Riteniamo che sia anche fisiologico dopo il rimbalzo positivo post-pandemia. Ma ricordiamoci bene che se in Italia e in Veneto abbiamo reagito meglio della Germania, una ragione c'è. È stato il Piano Nazionale Industria 4.0 che ha trainato gli investimenti delle imprese manifatturiere prima del Covid. È grazie soprattutto a questo provvedimento che avevamo investito ed avevamo aumentato la capacità produttiva e quindi ci siamo trovati pronti a reagire all'enorme domanda che nei 2 anni scorsi abbiamo avuto. Sono stati i grandi investimenti fatti che ci hanno permesso di essere tra i tessuti più performanti al mondo proprio nel momento in cui ce n'era più bisogno.
ed è stato l'intervento più importante fatto negli ultimi anni, un esempio virtuoso di buona e lungimirante politica. Non erano soldi a fondo perduto, ma incentivi a investimenti per la crescita. Ed è questa la formula che funziona e che chiediamo al governo di riproporre. Agendo subito perché l'euforia post-Covid è sparita e le cose stanno molto diversamente adesso. Vi ricordo che gli allarmi che lanciavamo lo scorso anno, in questa stessa assemblea, quando le cose andavano ancora benino nonostante i costi dell'energia, hanno poi trovato un riscontro nella realtà. E di ciò che ci aspetta nel prossimo futuro parlano molto chiaramente i nostri ordini e, ahimè, le disdette che stanno arrivando a raffica ormai da mesi. Noi imprenditori abbiamo delle antenne sensibilissime per capire dove andremo. Perché qui a Vicenza si concentra una varietà di settori e soprattutto un valore per export per abitante che non ha pari in Italia. Per questo riusciamo a capire prima i segnali deboli e i trend. Come ho ribadito l'anno scorso, noi ce l'abbiamo una sfera di cristallo. Ci permette di predire il futuro ed è semplice, si chiama portafoglio ordini e budget triennale. Invito con decisione le istituzioni e anche i professionisti dell'informazione a considerare il nostro allarme. Oggi qui vi stiamo dicendo che i segnali sono forti. Il rischio di recessione è concreto e noi ci domandiamo che armi abbiamo per reagire e prevenire il peggio. Un'altra cosa mi fa pensare. Quando ci fu l'ultima vera recessione strutturale nel 2008-2010, e il mercato interno ci venne a mancare, causando chiusure e disoccupazione, la nostra reazione fu quella di prendere la valigia e affrontare i mercati internazionali. Noi imprenditori, in questi anni, abbiamo costruito joint venture, accordi, aperto stabilimenti produttivi ovunque fosse necessario, pur di presidiare i mercati dove la domanda dei nostri prodotti era ancora forte. Ancora oggi, a distanza di 15 anni, non solo le grandi, ma anche le piccole e medie aziende vicentine hanno filiali in tutto il mondo. Quello che vedete qui rappresenta letteralmente una mappatura della nostra presenza globale e si trova nel nostro sito. Si vede bene che siamo andati a vendere e a produrre ovunque, diventando delle vere multinazionali. Adesso però siamo disorientati perché il modello inizia a scricchiolare. È in forte difficoltà la Germania, mercato principale per noi veneti, che siamo la subfornitura del mercato tedesco e che risentiamo già dell'andamento di questa economia. Ma anche molti altri mercati che avevamo costruito in questi anni sono in discussione. Ci sono embarghi in Iran, in Russia, l'Ucraina è attaccata e invasa, la Turchia ha i suoi problemi tra inflazione e catastrofi naturali. Perfino la Cina è un mercato su cui ci facciamo delle grosse domande ed è in stagnazione. C'è oltretutto la ripresa di alleanze che possono rivelarsi ostili, come quelle tra i fratelli musulmani, come all'interno dei BRICS, e c'è un continuo inasprimento dei rapporti di molti paesi con il nostro primo alleato, l'America. E la situazione nei Balcani e in Medio Oriente è purtroppo da tutti i punti di vista tragica e in peggioramento e sicuramente avrà anch'essa ricadute sulla nostra economia. Oggi qui ci chiediamo come dobbiamo reagire questa volta. Voglio essere ancora più diretta. Questa volta dove andiamo? Dove andiamo con la nostra valigia? Dove andiamo a vendere adesso per compensare i cali di mercato, difendere i posti di lavoro e impedire l'avverarsi di una recessione che è alle porte? Come Europa dobbiamo darci delle priorità per sostenere lo sviluppo. Siamo però indietro, se non quasi esclusi dallo sviluppo di alcune tecnologie, come quelle legate ai chip o ad altra componentistica elettronica da cui siamo dipendenti. Lo abbiamo visto con lo shortage post-Covid. Per non parlare di molti prodotti necessari alla transizione energetica che ancora non siamo in grado di produrre in Italia, rischiando di regalare il nostro mercato alle aziende del Far East che invece hanno incentivato lo sviluppo industriale nazionale e si approfittano della nostra confusione normativa. È per questo che io chiedo, l'Europa e l'Italia invece, qui si riesce a sapere su quali tecnologie puntiamo e con quali strategie?
Non sapere ancora in che direzione dobbiamo andare è il vero problema per noi, che dobbiamo investire e rischiare tutto quello che abbiamo. Dall'altro lato è ottima la proposta del governo di detassare il reshoring. Potrebbero esserci degli effetti positivi per quelle aziende che hanno delocalizzato a causa dei costi troppo elevati in Italia. Ricordiamoci però che per la maggior parte di noi gli investimenti all'estero non erano delocalizzazioni, sono stati fatti per conquistare clienti che richiedevano un servizio locale e non erano interessati a importare dall'Italia. In questi casi il reshoring difficilmente sarà possibile. Tenendo conto di questo, insisto, è prioritario incentivare fortemente gli investimenti 4.0 in particolare in Italia e la ricerca e sviluppo, facendo però un po' di chiarezza, perché ancora non si capisce quale sarà ad esempio il futuro della mobilità. L'auto dovrà essere per forza solo elettrica, costringendoci a dipendere da tecnologie extraeuropee e mettere in crisi milioni di posti di lavoro in Europa? E sulle batterie che scelte facciamo? E la plastica la ricicliamo? In Italia siamo campioni mondiali nel farlo. Perché dovremmo essere costretti dalle normative europee a puntare sul riuso? E l'energia? Che strada prendiamo? Parliamo di gas, di elettrico, di ibrido? L'Europa deve decidere, ma chiediamo che anche la posizione dell'Italia a Bruxelles su questi temi sia chiara, decisa, condivisa con gli attori che producono questi beni e che sviluppano per questo Paese, cioè noi aziende. Rendiamoci conto che anche molti progetti sono fermi nei cassetti in attesa di capire cosa succederà a livello normativo, e intanto gli ordini calano. Dai nostri dati risulta che il 70% delle aziende del nord-est non ha chiesto nuovi affidamenti nell'ultimo anno. Questo deve terrorizzare la politica. In un'Italia con produttività stagnante e in crollo demografico c'è un bisogno estremo di investimenti e il nostro Presidente Bonomi lo ribadisce ossessivamente, fa bene e ha tutto il nostro appoggio. Anche con la Regione Veneto ci aspettiamo di stare dalla stessa parte della barricata. Nella riconversione industriale verso lo sviluppo delle tecnologie del futuro, i fondi del PNRR sono uno strumento importante. Il Veneto si è mosso bene e ha saputo garantirsi molte risorse. Noi imprese contiamo che tramite i bandi possano andare a sostegno non solo di alcuni grandi colossi, ma anche della miriade di piccole multinazionali che compongono catene di valore straordinarie. La Regione può essere in grado, se si muove bene, di far diventare la rivoluzione energetica un volano per i nostri distretti industriali. Per quanto detto fino ad ora, invito gli esponenti istituzionali a confrontarsi periodicamente con noi. Vi promettiamo che vi facciamo sbirciare nella nostra sfera di cristallo. Per questo chiedo che le associazioni confindustriali territoriali, ognuna portatrice di particolari eccellenze, rappresentino un interlocutore stabile per la politica. Se ci fosse convergenza sugli obiettivi, tempi e risorse per ridefinire la produzione industriale, questo complicato periodo potrebbe diventare anche uno stimolo, un'occasione straordinaria. Un'altra riflessione la vorrei dedicare alla situazione socio-economica del nostro amato Paese, ancora vittima delle proprie difficoltà strutturali, le quali forzano questo governo a fare la sua seconda legge di bilancio con grande prudenza. L'attenzione a non scassare i conti è fondamentale e su questo riconosciamo al governo un grande senso di responsabilità. Questo però non significa limitarsi all'ordinaria amministrazione. E se da una parte è necessario offrire un sostegno alle persone più in difficoltà, dall'altra bisogna mettere nelle condizioni noi creatori di PIL di continuare a farlo, altrimenti il Paese non si sostiene e le due cose possono andare solo insieme. E in questo senso voglio evidenziare un altro dato. Io non posso pensare che ci spelliamo le mani quando Eurostat ci dice che il tasso di occupazione è al 66%. È vero che è un record per il nostro Paese, ma è un record terribile. Siamo ultimi in Europa. La Grecia è al 67,5%, la media europea è al 75,4%, la Germania all'81,6%.
Noi che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa abbiamo il 15% in meno di lavoratori rispetto al primo. Se vogliamo metterla positivamente, pensiamo a cosa potremmo essere se solo dimezzassimo un po' questo gap. Diciamocelo chiaramente, in Italia lavora troppa poca gente e a contribuire a questo atteggiamento culturale, in particolar modo verso il lavoro femminile, c'è anche un enorme deficit di competenze che va colmato con risorse e riforme dedicate alla scuola, all'orientamento e all'università. Mettiamo poi questo problema assieme alla questione dell'inverno demografico. Da quasi 10 anni il saldo naturale negativo non viene coperto nemmeno dai migranti. In proiezione nei prossimi 20 anni le persone in età da lavoro saranno quasi 7 milioni in meno. Sono positive le politiche di sostegno alla natalità presenti in bilancio, ma qualsiasi misura che viene promulgata oggi produrrà effetti non prima della prossima generazione, se va tutto bene. Secondo noi è l'immigrazione programmata e rigidamente regolata l'unica possibilità che abbiamo per mitigare il calo demografico, che è una partita diversa dall'immigrazione incontrollata e dall'emergenza rifugiati. Tuttavia è importante bilanciare l'immigrazione con politiche di integrazione efficaci per assicurare un futuro sostenibile all'Italia. E ora proprio sul futuro vorrei soffermarmi, parlando delle nuove generazioni, a cui abbiamo dedicato l'assemblea di 2 anni fa, se vi ricordate, anticipando la questione della mancanza grave di ricambio in azienda e della cosiddetta fuga dei cervelli. Questa volta ci siamo presi la briga però di verificare se esista un processo anche inverso, ascoltando le parole di alcuni protagonisti. Si parla tanto di chi va via dall'Italia. Oggi diamo spazio a chi torna. Andrea, buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Grazie mille. Buongiorno Martina. Ciao, un piacere. Piacere. Andrea, Bassanese Doc. Però Bassanese Doc che è stato un periodo fuori da Bassano. Ho vissuto gli ultimi 6 anni e mezzo in Australia, a Sydney. Cosa ti porta a Bassano del Grappa? Sei stata fuori tanto 10 tempo? anni a Granada, in Andalusia. Sono andata a Granada attraverso il progetto Erasmus dell'università e sono rimasta lì, mi sono innamorata della città e ho deciso di rimanere lì un po' di più. Come si sta a Sydney? Diciamo che si vive molto bene anche lì, sì. C'è il mare, rispetto a Bassano c'è il mare? C'è il mare, l'oceano. Dopodiché sono tornata perché ho ricevuto un'offerta dalla Videndo Media Solutions, ho applicato a un'offerta online e mi è stata offerta la posizione che ricopro adesso di HR Administration Manager. E cosa facevi a Sydney? Lì mi occupavo appunto di vendite e assistenza tecnica di pompe di calore e unità polivalenti. Sono rientrato lo scorso dicembre e ho iniziato quest'anno in Baxi. Martina, questo Erasmus che ti ha cambiato la vita? Si conoscono tantissime persone da tutto il mondo e è proprio un'esperienza che ti apre la mente. Andrea, ma perché l'Australia? Un amore innato sicuramente e comunque sia a livello naturalistico, paesaggistico, l'Australia ti ha sempre affascinato? Mi ha sempre affascinato. Gli animali in Australia sono belli? I ragni erano all'ordine del giorno, quindi bisognava un attimo stare attenti, però... Benvenuto! Grazie mille. Questo è il mio ufficio. Quindi da qua dirigi tutto? Esatto. Cosa dirigi esattamente? Di cosa ti occupi? Io sono HR Administration Manager, quindi mi occupo della parte payroll e amministrazione e risorse umane. E quindi qua è dove accade la magia? Esattamente, qui mi occupo di fare formazione ai nostri centri assistenza, vado a fare dei training appunto sul prodotto di mia competenza che sono le pompe di calore. Ok, pompe di calore, questo sei specializzato in pompe di calore. Pompe di calore, sì. Prima mi dicevi del fatto che un sacco di persone che hai conosciuto vorrebbero tornare, ma... Ci sono molti ragazzi che lavorano all'estero e che vorrebbero tornare in Italia. Però purtroppo a volte non trovano il sufficiente appoggio da parte delle aziende. Secondo me avere un'azienda che ti possa aiutare nel momento in cui torni, a livello magari di offrire una casa e un'auto, sicuramente aiuterebbe moltissimo le persone comunque a insediarsi all'inizio, a sentirsi appoggiato da parte dell'azienda e a poter così rientrare in Italia definitivamente. Come abbiamo visto, è sicuro che abbiamo ancora molte qualità che altre zone d'Europa e del mondo non possono replicare. Ma vi dirò anche di più. Se mi tolgo il cappello dell'imprenditore che cerca sempre tecnici introvabili e personale introvabile e mi metto il cappello della mamma che deve consigliare i propri figli, la sensazione è che oggi il nostro territorio è
è diventato un posto dove un giovane con un po' di spirito di iniziativa può trovare ampi spazi di realizzazione professionale. Il deficit di lavoratori è talmente ampio che anche in una congiuntura non favorevole le aziende hanno comunque bisogno di persone. Pertanto possiamo, almeno da questo lato, essere parecchio ottimisti e spiegare ai nostri figli che ci sarà estremo bisogno di loro in futuro e che potranno permettersi il lusso anche di scommettere sulle loro passioni, perché vista la scarsa concorrenza avranno probabilmente possibilità di successo anche nei settori considerati un tempo impossibili. Se vorranno fare i medici, i professori, gli insegnanti, cose che noi non potevamo sognare di fare, qui lo potranno fare. Ovviamente noi preferiamo che facciano i ricercatori, i tecnici, i commerciali, ma in ogni caso quello che voglio dire è che di sicuro qui da noi avranno ampia scelta e ce l'hanno già oggi. Altro giro, altra corsa. Andiamo a trovare Gorcin. Buongiorno Gorcin. Buongiorno. Come stai? Bene, bene, dai. Ma tu non sei di zona? No, esatto, io sono cresciuto nel Ferrarese, dove ho fatto l'università. Però poi ti sei trasferito all'estero? C'è stato questo? Sì, sono stato 5 anni e mezzo nella zona di Chicago per conto di un'azienda italiana di Bologna che aveva una filiale commerciale in zona di Chicago. Poi sei ritornato? Esatto, abbiamo deciso di tornare perché comunque si vive meglio in Italia nonostante i problemi che comunque ci sono, però abbiamo convenuto che sicuramente è un paese molto più consono per vivere bene e dove anche insomma far mettere su famiglia. Che tra l'altro... Esatto, sono diventato papà da una settimana. Congratulazioni. Grazie mille. Ci vuoi fare un giro dentro? Certo, volentieri. Ma insomma questa Chicago... Sai, come città Nord America, luci e ombre, diciamo che sono molto meno sicure delle città europee, soprattutto delle quelle italiane. Quindi hai sentito un po' di... Sì, insomma c'è da stare più allerta, però la città è bella, le città italiane molto più belle, quelle americane. Non hai subito il fashion del sogno americano? No, perché alla fine diciamo il sogno si scontra sempre con la realtà. E questo quindi è lo showroom con tutti i vostri prodotti per i quali tu e il tuo team date assistenza. Esattamente. Gorcin, grazie mille per questo tour dell'azienda. Figurati, piacere mio. In bocca al lupo per questa nuova avventura da papà. Grazie mille. Speriamo che il sistema produttivo italiano si renda conto del valore delle nostre menti fuori e faccia di tutto per farle rientrare, per il bene del paese e anche quello di mio figlio. Assolutamente. Grazie ancora. Grazie. Buona giornata. Ciao. Ecco, avete sentito? Il nostro compito quindi è far sì che questo auspicio possa diventare realtà, ma il compito non può essere solo quello delle imprese, che già in parte lo fanno, ma deve essere di tutto il sistema paese, in primis della politica. Oltre a essere una necessità, è anche un'opportunità unica, perché mai come adesso e nei prossimi anni questo territorio sarà, per i giovani, io ne sono convinta, un luogo di conquista, un posto dove sarà possibile fare e sperimentare qualsiasi cosa desidereranno, un luogo dove pensare di realizzare il sogno più ambizioso. E sono queste le cose che dobbiamo sottolineare e far sapere a tutti, perché i giovani sono per noi e per il nostro futuro una cosa talmente preziosa che non possiamo più farceli scappare. Mi auguro di ascoltare dai nostri ospiti non solo quindi una visione e delle prospettive importanti su questi temi, ma anche parole concrete e di apertura. Come avete capito, qui siamo imprenditori. Riusciamo a essere ottimisti anche se intravediamo molto chiaramente i problemi e i tempi duri che stanno avanzando. E per questo io penso che siamo una risorsa molto preziosa per la nostra nazione, ma non dateci per scontati. Non liquidate le nostre preoccupazioni dicendo che tanto siamo resilienti. Lo dico a chiare lettere, è cambiata l'aria drasticamente. Abbiamo cercato oggi di lanciare allarmi, ma anche di proporre soluzioni e ci aspettiamo e chiediamo rapide reazioni. Bisogna fare adesso tutto il possibile per scongiurare una grave recessione che si vede chiaramente oggi. Nessuno alla lettura dei dati dei prossimi 6 mesi, dei primi 6 mesi dell'anno prossimo, ci venga a dire che non si poteva immaginare quello che succederà e che ci si dovrà di nuovo arrabattare ricorrendo a soluzioni di emergenza. Questo chiediamo, cominciamo un nuovo confronto a partire da oggi, perché solo se si lavora insieme avremo successo.
Grazie. Grazie alla Presidente di Confindustria Vicenza per questa... Grazie a voi. Per questa relazione che io mi permetto di definire estremamente completa, pur nella capacità di sintesi, ma con dei messaggi molto molto chiari che adesso io rilancerò agli interlocutori politici e istituzionali che calcheranno questo palcoscenico. Noi ci vediamo più tardi. Io volevo soltanto informare questa platea, che ribadisco essere, oltre che molto numerosa, anche assai qualificata, che c'è un leggero cambio di programma. Noi avevamo chiamato Mario Mauro per come dire, rappresentare lo scenario geopolitico, essendo un esperto di geopolitica, avendo anche alle spalle una importante esperienza come Ministro della Difesa e Vicepresidente del Parlamento Europeo. Egli, con il garbo, con la signorilità che sempre lo contraddistingue, ha ceduto il passo, quindi ha, diciamo, sostanzialmente accettato di parlare al termine di questa interlocuzione, anche perché, devo dire, funzionerebbe molto meno bene, visto che ci sono state delle richieste molto specifiche che adesso ascolteremo. Quindi rimaniamo sul piano territoriale. Quindi il primo ospite che invito a salire qui sul palco, Presidente, mi aiuti anche lei, perché se no, Presidente, mi aiuti anche lei, perché altrimenti allunghiamo i termini, è il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie. Allora, la Presidente della Vecchia mi stava facendo la predica. No, ma infatti abbiamo visto, perché ho detto, mi aiuti anche lei, Presidente. No, facciamole un applauso, veramente un bel discorso, brava. Perché poi voi veneti siete sempre molto diretti. Quanto tempo abbiamo? Diciamo che viaggiamo per intervista dai 12 ai 15 minuti. Bene. Per stare nei tempi e, diciamo, rispettare anche un po' quello che è il programma complessivo della giornata. Però ecco, voi veneti siete sempre molto diretti, devo dire, quindi, diciamo, le cose non le mandate a dire, e in questo caso abbiamo ascoltato anche un quadro che comunque si conclude anche con un allarme vero e proprio. Ha utilizzato una parola che magari tecnicamente può non essere utilizzata in questo frangente, la parola recessione, però oggettivamente c'è un grido d'allarme che si sente. Allora io parto da questa considerazione. Io ho sempre considerato, da studioso e da giornalista, il Veneto come il territorio in assoluto più rilevante dal punto di vista della crescita del PIL. Tra l'altro gli indicatori sono significativi sia per quanto riguarda il 2022 che per quanto riguarda il 2023, così come ci sono indicatori molto importanti in ordine alle esportazioni, eccetera. Allora, quanto è compatibile questa lettura della crescita economica del Veneto con il grido d'allarme che invece è stato lanciato adesso dalla Presidente della Confindustria di Vicenza? Innanzitutto buonasera a tutti. Ma è compatibilissima, visto e considerato che, poi lo ha detto tra le righe anche la Presidente della Vecchia, alla fin fine, nella parte finale del discorso, ha detto: ma confrontatevi con noi e vi faremo vedere la nostra sfera di cristallo, no? La battuta era quella. Io penso che questo parterre, no? Che poi dà vita a quelle che sono le 600.000 partite IVA, 180 miliardi di PIL in Veneto, che poi è dato da un modello di sviluppo che non è fordista, è quello del distretto industriale diffuso. L'80% delle imprese ha meno di 15 dipendenti in Veneto. È un modello molto flessibile. Noi veneti non siamo pessimisti, perché se andassimo a guardare la storia delle nostre imprese è la storia di persone che il pessimismo non lo conoscono. Abbiamo affrontato in mare in burrasca, penso a quella del Covid, cioè il Covid qui da noi veramente è stata una roba pesante. Certo è che oggi gli indicatori che abbiamo sui mercati nazionali, quello domestico e quello internazionale, ci dicono che comunque un rallentamento c'è. Dopodiché le nostre imprese sono molto internazionalizzate e ci adattiamo velocemente ai cambiamenti di mercato, questo perché appunto abbiamo le piccole e medie imprese molto più flessibili. Io penso che allora, dire che la bottiglia è mezza piena va sempre di moda, no? Dire che è mezza vuota secondo me porta anche sfortuna.
Direi che i nostri imprenditori sono molto attenti a questo processo. Dopodiché abbiamo delle congiunture negative che non sono irrilevanti, che sono quelle della guerra in Ucraina, che sono quelle del nuovo conflitto in Medio Oriente, che comunque pesano. Il Presidente Dalla Vecchia prima diceva noi abbiamo come mercato di riferimento i nostri alleati, gli Stati Uniti. Oggi in questo contesto insomma, non ci muoviamo con altrettanta agilità. È stata molto diretta e molto concreta, perché ha detto dove andremo a vendere i nostri prodotti, visto che comunque probabilmente ci saranno delle zone che risentiranno di processi, di meccanismi interdittivi dal punto di vista anche della circolazione delle merci, oltre che delle persone. Ma la verità è che saranno premiate sempre le imprese che faranno innovazione. Prima ne parlava la Presidente, innovazione, che hanno visione, che comunque vanno come leader sui mercati, che conoscono ovviamente l'internazionalizzazione, che investono moltissimo non solo nell'innovazione ma anche nella ricerca aziendale, che è un po' la storia delle imprese del Veneto. Noi l'abbiamo dimostrato. A me piace sottolineare un passaggio del discorso del Presidente. L'ho detto, magari forse non si è carpito fino in fondo, ma a mio avviso è importante. Qui un giovane riesce a mettere a terra la propria idea imprenditoriale, perché nel giro di pochi chilometri riesce a trovare tutte quelle subforniture, tutte quelle consulenze tecniche, i centri di ricerca che ti permettono di mettere a terra un'idea imprenditoriale, che non è roba da poco. Sono delle regioni, sono delle località, dei luoghi in giro, non solo in Italia, ma anche in giro per il mondo, che per quanto tu sia in gamba devi comunque fare le valigie se vuoi fare l'impresa, se vuoi mettere a terra i progetti imprenditoriali. Senta, prima nella mia rapidissima introduzione facevo appunto l'elenco di tutti i fattori, per così dire, esogeni, no? Rispetto al mondo imprenditoriale, che ne hanno condizionato l'evoluzione e spesso hanno determinato anche i presupposti per l'involuzione. Abbiamo detto i conflitti internazionali, prima ancora la pandemia. C'è però un tema che è quello dell'inflazione e del caro energia, che naturalmente è un tema, diciamo, nazionale, non solo nazionale. Ecco, rispetto al distretto del nord-est, perché qui c'è anche una logica di nord-est da recuperare, non solo quella del Veneto, che cosa si sta facendo per supportare effettivamente le imprese e i consumatori? Beh, così, innanzitutto in Veneto non facciamo pagare le tasse. Questa è la prima roba, nel senso che noi siamo la prima regione in Italia e l'unica che non fa pagare l'addizionale IRPEF, che vale più o meno 1.179 milioni di euro. Ho scelto questo perché sono convinto che lasciare i soldi nelle tasche dei veneti ci permetta di, diciamo, dare più impulso anche a quello che è, diciamo, il consumo poi sul mercato. Dall'altro stiamo facendo in modo che, ad esempio, tutti i fondi del PNRR, che non è che è una passeggiata, o mi si perdoni, una gentile concessione europea, vorrei ricordare che l'Europa non è che è lì seduta sopra una miniera e ogni tanto tira lingotti d'oro da qualche parte. Ecco, quella miniera siamo noi, cioè gli Stati membri danno all'Europa, l'Europa in maniera, fra virgolette, mutualistica redistribuisce. Quindi questo treno che passa da 230 rotti miliardi, non ho ben capito i rotti quanto valgano, è un treno che passerà per l'ultima volta. Allora, premesso che ci siamo presi anche un sacco di impegni per avere queste risorse, e poi immagino ne parlerete, a me interessa dire che è fondamentale che vengano messi a terra e in maniera seria. C'è un articolo che è il 51, se non ricordo male, il 41 del trattato, che prevede la possibilità anche di rinegoziare il trattato. Voglio ricordare che la partita PNRR venne scritta prima dell'esordio di quel 22 febbraio del 2022, cioè quindi con la guerra in Ucraina. Quindi è cambiato il mondo. Ad esempio ci siamo accorti che il 40% delle forniture di gas provenivano dalla Russia. Ci siamo accorti che non abbiamo un'indipendenza, qualcuno la definisce sovranità, un'autonomia direi io, usiamo un termine che mi piace molto di più. Non abbiamo un'autonomia energetica, non ce l'abbiamo neanche alimentare a tutt'oggi. A tutt'oggi, se scoppiasse un conflitto, l'Italia non avrebbe da sfamare i suoi cittadini. Noi siamo dei grandi trasformatori, ma ancora tutt'oggi, ad esempio, nell'agroalimentare non siamo in grado di fornire le derrate alimentari per sfamare tutti i cittadini. Senta, glielo chiedo... E quindi chiudo, sì. I fondi del PNRR devono essere investiti bene, ben vengano, diciamo, revisioni del programma, ed infine, se c'è qualcuno
che dobbiamo aiutare fino in fondo perché faccia in modo che anche a casa sua riesca a investire, ma se proprio non ce la fa dobbiamo dar vita a un overbooking nazionale in modo tale che chi ha già investito e ha bisogno ancora di soldi vada a attingere in quel salvadanaio che altrimenti diventa quel non speso che poi ci scredita a livello internazionale. Senta, glielo chiedo sia come governatore di una regione molto importante, di una regione traino per l'economia nazionale come il Veneto, sia come autorevole esponente della maggioranza diciamo, di governo. Ecco, a che punto siamo con il PNRR, visto dall'osservatorio di chi poi deve mettere a terra la progettualità a livello territoriale? Perché il rischio che ci sia, come dire, la percezione di un acronimo e basta è molto alto. Beh, rischia di essere da un punto di vista comunicativo distante dalla signora Maria, no? Però è pur vero che per quanto riguarda il Veneto noi siamo assolutamente in linea con i tempi e con la capacità di spesa. Stiamo mettendo a terra diverse linee di investimento. Prima la Presidente diceva ma spero che non vada in mano solo ai grossi gruppi. È la preoccupazione che abbiamo tutti, però è anche vero che siamo un po' aiutati dal fatto che la nostra diciamo, morfologia, la fisionomia dell'impresa del Veneto è quella della piccola e media impresa, quindi non è che abbiamo come players principali i grandi gruppi. E quindi io penso e spero che il PNRR aiuti molto anche le imprese, perché poi anche il tema della transizione energetica, di tutta la partita, l'idrogeno, quant'altro potrebbero essere delle grandi opportunità. Ecco, su questo volevo che lei ci facesse una battuta sempre in modo molto rapido, perché sul tema della sostenibilità ambientale, che ormai è diventato un paradigma assolutamente imprescindibile per qualunque tipo di industria di riferimento. Però ecco, voi in Veneto vi siete cimentati in collaborazione, possiamo citarla, con la SNAM, quindi diciamo con un'azienda, una multinazionale importante, sulla questione della sperimentazione con idrogeno in un impianto di compressione del gas a Treviso. Avete altri progetti? Come siete su questa traiettoria del PNRR, che è quella appunto della transizione ecologica? Ma su questa partita sono quasi 6 miliardi di euro che noi vogliamo investire, no? Su tutto quello che è il tema green, della produzione energetica e della transizione energetica. E abbiamo molti progetti, non abbiamo solo questo. Ovvio che poi dobbiamo riuscire a metterli a terra, ovviamente avendo a fianco le imprese venete, perché poi non è che l'ente pubblico fa impresa, l'ente pubblico deve accompagnare le imprese dalla porta dell'impresa alla porta del mercato, questo è il nostro ruolo. A casa dell'imprenditore e sul mercato diciamo, sono aree diciamo, che non competono a noi. Quindi noi cercheremo di fare in modo che anche questi 6 miliardi vengano messi a terra in questa direzione. Senta, ecco, lo stava appunto dicendo lei nella risposta a questa mia ultima domanda. E questo è un tema di metodo più che di merito. Quanto è importante, secondo lei, che si potenzi il dialogo tra pubblico e privato? Stiamo celebrando questa esigenza di interazione, di connubio da molti anni, però a volte si fa fatica a vedere concretamente la realizzazione delle due logiche. Sembrano essere ancora molto in contrapposizione la logica del pubblico e quella del privato. Guardi, qui da noi c'è una perfetta osmosi. Vorrebbe dire essere Lazzaroni sostenere il contrario, nel senso che il dialogo è assolutamente un dialogo che esiste, c'è, tonico a volte, ma c'è, insomma, il percorso cerchiamo assolutamente di farlo assieme. Dopodiché è difficoltoso nel momento in cui tu avvicini il pubblico al privato, perché il pubblico è l'ufficio complicazioni affari semplici, il privato ha delle logiche, dei meccanismi decisionali che sono molto differenti. Qui ci metterei, e chiudo nella risposta, ci metterei un aspetto che spesso si sottovaluta, che è quello che dobbiamo anche fare un salto di qualità dal punto di vista culturale come popolazione, perché se cerchiamo sempre il ladro dietro ogni attività finisce che qui noi ingessiamo tutto con la burocrazia, perché questo è il vero problema. Senta, la Presidente di Confindustria Vicenza faceva tra le altre cose riferimento anche al fenomeno della immigrazione più che controllata, l'immigrazione qualificata. Credo che il riferimento fosse anche un po' al modello tedesco, e al tempo stesso però l'esigenza di far fronte alla prospettiva che per la verità non è neanche più una prospettiva, è una realtà di un inverno demografico. Allora il suo partito ha sempre fatto del tema dell'immigrazione una grande bandiera, come dire, culturale e ideologica. Qual è il modello sostenibile in questo momento, considerando che
di innalzamento dell'età media della popolazione e quindi la mancanza di forza lavoro giovane è già una realtà consolidata in molte parti d'Italia. Ma guardi, il Presidente ha parlato di immigrazione. Io non avevo il discorso prima, sono stato attento quando leggevo. Bravo. Vorrei che qualcuno pensasse che avesse il discorso prima. Il Presidente ha parlato di immigrazione programmata e regolata. Allora, ci sono due, atteggiamenti e due comparti diversi. Quello di coloro che arrivano qui e che non riusciamo a programmare e regolare, che sono i 200.000 che avremmo a fine anno come bilancio, e sappiamo che di queste 200.000 persone solo l'8% avrà il riconoscimento di status di rifugiato e quindi è scappato dalla morte e dalla fame. Se ci aggiungiamo altri livelli di protezione arriviamo, se va bene, al 30%, vuol dire che 3 per 2 6 sono 60.000 che avranno un livello di protezione, gli altri 140.000 se ne sono arrivati qui ma se ne dovrebbero tornare a casa. L'altro è il vero tema, è il tema delle imprese che non chiedono solo, come qualcuno vuol far credere, manovalanza, ma chiedono professionisti, anche a livello internazionale, che non necessariamente sono solo africani, ma possono essere statunitensi, dell'Argentina. Ho esempio di imprenditori che un imprenditore sta attendendo 2 ingegneri dall'Argentina e non riesce ad ingaggiarli nella propria impresa. Allora io penso che ci voglia più attenzione nei confronti delle esigenze delle imprese, perché questo Paese deve, interrompere quella modalità di far credere ai cittadini che il produttore di ricchezza è sempre un problema per la società. Il produttore di ricchezza permette di pagare le tasse e le tasse servono... Ma guardate, io ricordo che quando all'università feci la prima lezione di economia, il professore ci ha detto, guardate, di macroeconomia, professore, la prima lezione bastava la prima per avere chiaro tutto il corso. La macroeconomia che cos'è? Paghi le tasse per avere dei servizi. Ecco, ai cittadini dobbiamo spiegare che se qua nessuno paga le tasse e nessuno produce ricchezza, noi chiuderemo gli ospedali, le scuole, non ci saranno più le strade con l'asfalto. Ecco, sembra una banalità, ma se in questo Paese non cominciamo a dire queste robe in maniera chiara, finisce che qualcuno è convinto veramente che ci sia una miniera sotto sto palco, ma non esiste. Senta, un tempo avremmo detto con la velocità di un tweet, adesso non possiamo più usare questa espressione perché è cambiato Elon Musk la denominazione con un X. Il messaggio finale che sente di dare a questi suoi corregionali che sono tutti i giorni impegnati nel mondo dell'impresa a creare valore, a creare occupazione e a creare ricchezza. Mi basterebbe dire grazie. Basterebbe dire grazie perché... Ma non lo dico per piaggeria. Questa è una comunità che conosceva solo l'emigrazione. Qui si faceva la fame. Abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Noi siamo 5 milioni. E quindi dico la seconda, che solo i pessimisti non fanno fortuna. Grazie al Presidente Luca Zaia. Grazie a voi. Lascio qui? Allora, mi piace molto questo format, diciamo, televisivo che consente di essere molto sostenuti anche con i tempi e allora, come vedete, stiamo gradualmente costruendo un percorso logico che naturalmente partendo dalle specificità di questo territorio ci porti a considerare le ricadute sull'intero territorio nazionale, quindi sul nostro Paese, e poi ricongiungere queste chiavi interpretative con il contesto europeo, che è un contesto che rileva sotto molteplici punti di vista, a partire naturalmente da quello legislativo ed regolamentare. E allora, a questo punto del ragionamento vediamo come Confindustria Nazionale legge i segnali che sono stati dati in questa assemblea finora e quindi invito qui sul palco con grande piacere il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Allora, Presidente, intanto proprio così glielo chiedo proprio come un commento di che effetto le ha fatto sentire la relazione della Presidente di Confindustria Vicenza? Buonasera a tutti. Ma un bellissimo effetto, primo perché va nella direzione che ho cercato di
imprimere con l'ultima mia assemblea annuale alla presenza del Presidente della Repubblica, che è quello che questo Paese deve alzare lo sguardo dall'ombelico e guardare il mondo e guardare l'orizzonte, cosa sta succedendo. E mi ritrovo pienamente nei temi che ha posto, soprattutto il tema degli investimenti, perché è quello che realmente mi preoccupa non da adesso, dalla legge di bilancio scorso, perché se qualcuno si ricorda, Confindustria dalla legge di bilancio scorso che sta cercando di porre all'attenzione il tema degli investimenti che sono ineludibili, cioè noi dobbiamo per forza investire per rimanere competitivi, e se guardiamo cos'è successo, i numeri, noi siamo imprenditori, siamo gente che vive di numeri, ci dicono che dal primo trimestre 2021 gli investimenti sono cresciuti per 5 trimestri consecutivi del 3,5%. Nei successivi 5 trimestri sono scesi allo 0,8%. E questo ci dà la dimensione di come abbiamo rallentato. Fra l'altro in presenza di complicazioni sui mercati internazionali, inflazione, tassi che salgono, la propensione agli investimenti è crollata. Senta, Presidente, un paio di settimane fa lei ha incontrato i suoi omologhi di Francia e Germania. In quella circostanza il quadro economico di questi paesi, che sono come noi paesi fondatori dell'Unione Europea, è stato messo a confronto con il nostro. L'Italia è alle prese con una revisione in negativo della crescita, ma siamo su valori, diciamo, molto diversi da quelli della Germania. Anche qui mi consenta questa domanda, ma evidentemente c'è un risentimento frutto dell'abuso di stereotipi che spesso contraddistingue la comunicazione. Noi ci siamo sempre sentiti molto in difficoltà di fronte alla Germania. Che cos'è? Una rivincita? Possiamo considerare questa una rivincita? Come se lo spiega lei? La premessa è che se la Germania piange l'Italia non ride, lo ricordava la Presidente, quanto le nostre imprese sono inserite nelle catene del valore aggiunto tedesche. Da una parte ci ha fatto piacere perché la Germania ha ammesso di aver fatto 3 grandi errori, e per un tedesco dire che ha fatto 3 errori, guardate che è una cosa storica. Anch'io al momento sono rimasto colpito quando il mio omologo, il Presidente della Confindustria tedesca, mi ha detto questo. Ho detto, oh mamma, cosa sta succedendo? Però effettivamente ha detto, noi abbiamo fatto 3 grandi errori. Abbiamo appaltato la difesa agli Stati Uniti, la tecnologia alla Cina e l'energia alla Russia. Le abbiamo sbagliate, avevate ragione voi italiani. La seconda cosa è ovviamente, mentre noi dichiariamo una crescita dello 0,7-0,8, loro sono in recessione, cioè un meno 0,7-0,8. Sono 16 punti di più di crescita rispetto ai tedeschi. Per un punto tanti anni fa avremmo firmato. Detto ciò, però, ritorno di nuovo all'analisi dei numeri. La Germania, grazie allo spazio fiscale che ha a disposizione, ha messo in campo una politica di sostegno e di stimolo agli investimenti per centinaia di miliardi di euro. L'Italia purtroppo non se lo può permettere, quindi da una parte fa piacere perché se la Germania investe e riparte vuol dire che le nostre imprese, che sono quelle catene di valore aggiunto, ripartiranno, dall'altra però mi preoccupa perché stiamo spezzando il mercato unico, cioè non stiamo giocando nello stesso campo. E quindi questo, continuo a sottolinearlo al governo, è un tema importante, cioè ossessione allo stimolo agli investimenti. Senta, Presidente, più tardi sentiremo da Mario Mauro se esistono delle connessioni da un punto di vista geopolitico tra il conflitto in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese in Medio Oriente. Naturalmente ci sono dei soggetti, a partire dalla Russia, che sono evidentemente in qualche misura, in diretta certamente, coinvolti e interessati. Ecco, sulla base dell'esperienza che lei ha maturato finora a capo degli industriali in un periodo di forte condizionamento del mercato per il conflitto in Ucraina, quanto le preoccupa il conflitto israelo-palestinese? La prima analisi che viene da portare all'attenzione di tutti è quello che in questi 4 anni, a partire dalla pandemia, è successo di tutto. Il che significa che le componenti esogene non sono più casuali. Cioè ormai quando si pensa
alla strategia industriale del Paese e dell'Europa, dobbiamo pensare che non ci sono più componenti esogene casuali. E questo è molto importante, perché noi siamo invece un Paese portato a pensare all'emergenza, dove poi siamo bravissimi, perché gli italiani, lo ricordava lei, nelle emergenze sono fenomenali, però non è che possiamo continuare a chiedere agli imprenditori italiani di fare i miracoli. La seconda è quella che bisogna fare delle grandi riflessioni, e la storia ce l'ha insegnato che bisogna fare queste riflessioni, ma noi continuiamo a non capirle. 50 anni fa, giusto 50 anni fa, ottobre del 73, scoppia la guerra dello Yom Kippur. Siria ed Egitto invadono Israele, Israele si fa trovare anche in quell'occasione impreparato, ma non è questo il tema. Il tema cos'è? Che tutti i paesi che sostenevano Siria ed Egitto alzano il prezzo del petrolio, che ha un po' di anni, se lo ricorda, famosa crisi energetica del 73, l'austerity. Le nostre imprese hanno subito un colpo fortissimo. Lì iniziamo a pensare a utilizzare il gas nell'industria e il nucleare. Nucleare sappiamo, nell'87 questo Paese ha fatto una scelta, l'ha fatta anche sulla spinta emotiva di quello che era successo l'anno prima, nell'86 a Chernobyl. Credo che oggi sia il caso di ripensare seriamente al nucleare e di pensare qual è la strategia energetica del Paese. Cioè tutti quei paesi che nel 73 appoggiarono Siria e Egitto, oggi cosa faranno? E sono importanti per noi. L'Algeria è il primo partner di fornitura del gas dell'Italia. Cioè cosa succederà se si schiererà in maniera netta e forte con la causa palestinese? E quindi sono delle riflessioni geopolitiche e geostrategiche che questo Paese e l'Europa tutta deve fare, perché, come diceva giustamente la Presidente Della Vecchia, non solo per i temi economici, non ci vengano a dire che non l'abbiamo detto questa cosa. Non facciamoci trovare un'altra volta impreparati di fronte a delle possibili emergenze. Senta, prego. Tra poco avremo in collegamento da Roma il ministro Urso, avremmo detto un tempo ministro dello sviluppo economico, il titolare del MIMIT, Made in Italy e internazionalizzazione delle imprese. E quindi diciamo l'occasione è anche utile per fare una valutazione congiunta della manovra economica. Le piace questa manovra economica? Ma innanzitutto poi entro un po' nel dettaglio, poi mi risponda nel quadro generale. È una manovra economica ragionevole ed è importante perché se noi guardiamo tra quelle che erano le dichiarazioni e quello che poi è stata la realtà, questo ci conforta, perché purtroppo noi abbiamo un maxi debito pubblico accumulato in decenni e vediamo quali sono gli effetti dovuti all'innalzamento dei tassi. Lo ricordava il ministro Giorgetti, 15 miliardi in più sugli interessi di Stato, sui titoli di Stato vuol dire ammazzare mezza legge di bilancio. Quindi positiva la ragionevolezza, positivo il fatto che si sia mantenuto il taglio contributivo del cuneo fiscale, noi l'avevamo sempre chiesto, ci dispiace che non sia strutturale, cioè di nuovo è un intervento. Come si può rendere strutturale in questo particolare contesto, considerando la situazione del deficit? È molto semplice, non è che ci sono tante strade. Noi siamo un paese che ha una spesa pubblica annua di oltre 1.100 miliardi. 1.100 miliardi, è più del 50% del PIL del paese. O si riqualifica la spesa pubblica e si trovano le risorse, basterebbe un 4-5% per fare gli interventi strutturali, o se no non lo faremo mai. Cioè se non si attacca la spesa pubblica inefficiente, noi non faremo mai gli interventi strutturali. Però lei sa che per esempio in passato c'è stata la politica dei tagli lineari che è stata oggettivamente molto fallimentare, quindi qual è la modalità secondo gli industriali migliore per poter rivedere la spesa pubblica, rendendola sostanzialmente compatibile con gli obiettivi dell'efficientamento? Ma riqualificare la spesa pubblica non vuol dire solo tagli, vuol dire anche renderla efficiente. Oggi la tecnologia ci consente di avere una serie di servizi da parte della pubblica amministrazione molto più efficiente.
Peccato che non lo si faccia, o non è distribuita in ugual misura su tutto il Paese. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in questo è importantissimo. Ha ragione il Presidente Zaia, va speso presto e bene, ma su quegli interventi che creano PIL potenziale di crescita del Paese, perché con tutto il rispetto, 2 rotonde in più o 5 chilometri di pista ciclabile sono importanti, sicuramente, ma non è che mi creano PIL potenziale del Paese, se quando poi per arrivare in una zona industriale importante come questa non abbiamo le infrastrutture, fa una bomba d'acqua, ci blocchiamo e siamo già fortunati qua, perché ci sono parti del Paese che stanno soffrendo. Il Mezzogiorno, 33% della popolazione, genera solo il 22% del PIL. Cioè abbiamo dei margini di crescita in Italia importantissimi e dobbiamo lavorarci, perché sì, è importante l'export, ma non dimentichiamoci che abbiamo decenni di crescita asfittica della domanda interna. Senta, a proposito di Mezzogiorno, oltre 2 domande, quindi vado molto rapido, per evitare che ci sia un'Italia a doppia velocità, o se vuole per evitare che si continui con un'Italia a doppia velocità, e lo diciamo qui dal Veneto a proposito, ecco, lei cosa ne pensa della ZES unica oppure delle zone logistiche semplificate? È quella la strada giusta secondo lei? Può essere sicuramente uno strumento di politica industriale territoriale. Eravamo partiti con le 8 ZES, un po' in ritardo, come sempre in Italia, perché ricordo che era un provvedimento del 2017 che recava disposizioni urgenti per la crescita del Mezzogiorno. Abbiamo nominato i commissari, credo nel 2021 abbiamo finito di nominarli, quindi questo per dire il carattere di urgenza come è stato affrontato. Ma detto ciò, iniziano a operare, stanno funzionando, la campagna l'anno scorso ha scaricato 1,5 miliardi di investimenti. Spero che la ZES unica sia una grande opportunità, sia un'opportunità che non blocchi quelle già esistenti. La vera sfida è capire qual è però il tema di politica industriale, perché di nuovo, come diceva giustamente la Presidente, se fai politica industriale senza chiedere agli imprenditori, adesso con tutto il rispetto, ma magari forse abbiamo la presunzione di sapere meglio di altri cosa ci serve nelle nostre imprese. Senta, l'ultima domanda, Presidente. Mi consenta di citare l'ultimo libro del Premio Nobel per Economia Stiglitz, dove secondo me si usa una formulazione semantica molto interessante, quella a proposito delle disuguaglianze, quella formulazione che divide tra disuguaglianze di opportunità e disuguaglianze di risultato. Nel discorso all'ultima Assemblea Nazionale lei ha parlato molto di disuguaglianze. Ecco, allora il pubblico sappiamo che cosa deve, che cosa può fare pur nell'indebolimento dell'impalcatura del welfare state, ma il privato cosa può fare per superare le disuguaglianze fra territori, fra generi, fra generazioni? E fra competenze, ci aggiungerei anche. Io l'ho sempre detto da quando sono diventato Presidente, il pubblico da solo non ce la può fare, i privati da solo non ce la possono fare. O questo Paese fa un grande patto pubblico-privato, ma serio, per la crescita del Paese, perché è giusto sostenibilità ambientale, ma ci vuole la sostenibilità economica e quella sociale, perché sennò le 3 cose slegate creano problemi. Noi siamo un Paese che sulle 4 disuguaglianze che lei citava non stiamo dando risposta dell'unità d'Italia. E quindi su questo dobbiamo lavorare, ma dobbiamo lavorare insieme. Noi è decenni che stiamo dando la nostra disponibilità per lavorare insieme. Abbiamo commesso anche noi come privato tanti errori. Guardi, sulla formazione noi abbiamo pensato che le scuole era qualcosa fuori dalle nostre fabbriche. Non ce ne siamo occupati per decenni. Il problema ci è arrivato all'interno delle fabbriche. Oggi ce ne siamo accorti. Quindi non è che noi siamo immuni da colpe, però noi siamo qua pronti a dare la nostra mano, a dare il nostro contributo. Non è che pretendiamo che si faccia quello che diciamo, però molte volte riscontriamo che avevamo ragione.
Perché, come diceva ancora di nuovo la Presidente, noi siamo nel mondo, le nostre imprese sono nel mondo, vendono i trend, vede quello che succede, anticipiamo le esigenze. E guardate che quello che hanno fatto queste persone in sala, ma tutti gli imprenditori italiani, negli ultimi 4 anni, ci vorrebbero libri di storia per raccontarlo. Cosa hanno fatto? Grazie al Presidente Carlo Bonomi per questo suo intervento. Chiedo scusa, ma dovrò lasciare l'Assemblea perché devo rientrare a Roma e purtroppo, essendoci i soliti scioperi il venerdì, i mezzi sono quelli che sono. Oggi è una giornata particolare. Grazie ancora, Presidente. Grazie a voi. Dovremmo avere in collegamento da Roma il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Eccolo qua. Buonasera Ministro, l'applauso qui dell'Assemblea di Confindustria di Vicenza. Ministro che interviene, devo dire, ci tengo questo a sottolinearlo perché poi a volte la forma è sostanza, in rappresentanza del Governo, perché appunto è su delega della Presidente del Consiglio anche. Quindi Ministro, le faccio subito una domanda di carattere generale, poi entriamo sempre nei 15 minuti che abbiamo a disposizione nello specifico poi delle sue deleghe e delle sue competenze. Intanto, ecco, vista da Chigi la situazione economica del Paese alla luce anche degli ultimi sviluppi internazionali, com'è? Qual è lo stato d'animo complessivo? Possiamo essere cautamente, moderatamente ottimisti per il futuro dal punto di vista economico? Dobbiamo essere innanzitutto responsabili, quindi molta prudenza, soprattutto quando questo riguarda le risorse pubbliche e anche nel contempo determinazione, perché dobbiamo assolutamente procedere nella strada di supporto al lavoro, incentivo al lavoro, il taglio del cuneo fiscale fatti in queste condizioni così difficili vale 2 volte, perché segna la strada che si vuole percorrere anche in queste condizioni, così come gli incentivi che ci sono per quanto riguarda per esempio le assunzioni con la super deduzione contenuta nella manovra economica, il sostegno alla donna madre che lavora con la decontribuzione e la defiscalizzazione, perché noi dobbiamo allargare la base occupazionale, incentivare la natalità e il lavoro, appunto. Lo facciamo anche in queste condizioni così difficili perché siamo convinti e determinati, lo siamo sin dall'inizio della legislatura, che è comunque la strada giusta. Quindi responsabilità, cautela, ma determinazione nel perseguire gli obiettivi. Senta, Ministro, glielo chiedo perché lei ha la delega appunto alla internazionalizzazione delle imprese. Allora, si sta discutendo anche a livello scientifico, oltre che naturalmente a livello politico, sulla portata ancora, la tenuta ancora, sempre semantica, della parola globalizzazione. Le chiedo se siamo in una fase di deglobalizzazione o se dobbiamo semplicemente declinare in altro modo un concetto, quello della globalizzazione, che da qualcuno era stato elevato a paradigma ideologico persino. L'epoca della globalizzazione, come io l'ho vissuta in prima persona perché ero il ministro delegato al commercio con l'estero quando nel 2001, nel novembre del 2001, poche settimane dopo, le 11 settembre 2001, a Doha nel Qatar, accogliemmo la Cina nel WTO cercando di coinvolgere la Cina nella governance globale e l'anno successivo la Russia nella governance della sicurezza, ricordate, pratica di mare, perché allora l'Occidente era stato colpito nel cuore, Torri Gemelle, dal fondamentalismo islamico. Quel mondo in cui si pensava di governare insieme con questi grandi attori non c'è più. E dobbiamo prendere atto. Era una speranza, sì, purtroppo si è rivelata un'illusione. Perché non c'è più? Perché la Russia non solo non è stata coinvolta nella sicurezza in Europa, ma ha scatenato una guerra terrificante al confine orientale dell'Europa invadendo l'Ucraina. 200.000 vittime, probabilmente di più. Perché la Cina nel frattempo
con la nuova leadership cinese, ha lanciato una sfida sulla supremazia tecnologica ed economica. È evidente a tutti, perché intorno all'Europa il mondo purtroppo è in fermento, non soltanto in Ucraina o in Bielorussia, ma anche nei Balcani abbiamo osservato dei focolai che ci inquietano, che ci tendono a essere, come dire, responsabili anche nelle azioni in quei paesi. E nel contempo certamente il Sahel, con altri golpe che si susseguono, e lo scenario è sempre lo stesso: arrivano i militari e vengono estromessi gli europei, francesi o chi altro. C'è una ritirata dall'Europa dal Sahel e poi la guerra terrificante che si è scatenata in Israele coinvolge Gaza. Dobbiamo ovviamente arginarla per evitare che abbia conseguenze, ma insomma intorno a noi è chiaro che non è più il mondo che pensavamo fosse con la fine della storia di Francis Fukuyama. È un mondo in cui sono tornati ad esistere i confini, purtroppo le guerre, intorno all'Europa, monti, laghi e diversità di crescita. Senta, Dobbiamo prenderne atto, e per prendere atto questo governo ha fatto le cose molto significative. Per esempio, nell'ultimo decreto legge c'è l'incentivo al reshoring. Chi torna nel nostro paese potrà avere incentivi fiscali e contributivi estremamente significativi, ma nel contempo, nel precedente provvedimento sugli asset strategici, abbiamo detto che chi riceve un incentivo e dovesse lasciare il paese nei 10 anni successivi dovrà restituire l'incentivo. Questa è politica industriale. Io incentivo a investire in Italia, incentivo il ritorno in Italia di chi avesse lasciato il territorio nazionale, ma nel contempo lo impegno a restare in Italia se ha ricevuto degli incentivi. Ovviamente poi ciascuno è libero di fare la sua iniziativa. La nostra politica strategica a tutela degli asset fondamentali del nostro paese, perché così dobbiamo fare insieme agli altri paesi con cui condividiamo gli stessi valori. Innanzitutto la comune casa europea, ma certamente anche gli Stati Uniti e gli altri partner occidentali largamente intesi, dal Giappone alla Corea del Sud, dall'India a Israele, alle Americhe. Quello è il mondo nostro con cui dobbiamo lavorare come alleati. Gli altri sono tutti dei partner importanti con cui bisogna dialogare, confrontarci, commerciare, investire, ma sono dei partner. Senta Ministro, questo quadro però deve essere poi reso compatibile e calato con una peculiare connotazione del sistema produttivo italiano che, come tutti noi sappiamo, è principalmente costituito neanche da piccole imprese, da piccolissime imprese. Allora, come si tengono insieme queste due logiche? Glielo chiedo appunto avendo lei la responsabilità di... In un'epoca di globalizzazione emerge il modello italiano, che appare più resiliente e più capace di reagire, anche perché ha delle filiere più corte. La pandemia prima e poi l'invasione russa in Ucraina ci ha fatto capire a tutti, anche alle grandi multinazionali, che le filiere troppo lunghe poi si interrompono. Manca un chip, manca un elemento primario, non si consegna un'automotive, non si realizza un medicinale. Ecco perché in un'epoca in cui tutti stanno ridefinendo i propri modelli di sviluppo, accorciando le filiere produttive e tornando a produrre economia reale, un paese come il nostro, che ha filiere produttive più corte, distretti industriali e che produce contemporaneamente in ogni aspetto dell'economia reale, in agricoltura, agroindustria, così come nella manufattoria e nell'industria, e che ha anche dei servizi competitivi, pensiamo al nostro turismo, ebbene un paese che non ha rinunciato a fare ha un vantaggio competitivo rispetto ad altri che si sono dedicati soltanto ad alcuni aspetti della loro economia e hanno allungato eccessivamente le loro filiere produttive. Per questo l'Italia reagisce meglio degli altri paesi, come dimostra anche la crescita delle nostre esportazioni, soprattutto nei mercati atlantici extraeuropei, e la loro tenuta nel mercato europeo meglio degli altri partner.
Aggiungo, bisogna manifestare però efficienza e rigore. Efficienza e rigore nell'utilizzo delle risorse. Posso dare qualche numero perché devo dare dei numeri, devo fare un bilancio. Ieri ho fatto una conferenza stampa presentando un bilancio dell'anno del Ministero. I numeri contano. A questo Ministero erano stati affidati 19 miliardi di euro di PNRR, a cui occorre aggiungere quasi 8 miliardi di fondi complementari. Come l'abbiamo utilizzati? Al meglio, perché abbiamo già utilizzato, ed era questa la tempistica che c'era stata data, oltre il 33% delle risorse. In più abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi in termini di riforme, di milestone e di target. Erano 10 milestone ed era uno il target di quest'anno, l'abbiamo conseguito. Per esempio, la riforma del codice industriale era uno degli obiettivi, l'abbiamo raggiunto. Per esempio, la legge annuale sulla concorrenza era uno degli obiettivi, l'abbiamo realizzata. A proposito, voglio dirlo, e quindi esiste una legge che prescrive che ogni anno andava fatta la legge sulla concorrenza, appunto una legge annuale. Sapete quante leggi annuali si sono fatte in 15 anni? 2. La nostra è la terza e segue quella fatta da Draghi, non a caso lo scorso anno. La legge sulla concorrenza l'abbiamo fatta. La riforma dei tax, un esempio emblematico della concorrenza nel nostro Paese, ci ha approvato il governo Monti nel 2011. Ci ha approvato e ha rinunciato. Già allora si era consapevoli che bisognava fare una riforma dei tax, perché i comuni, con la vecchia legge che ancora esiste, non riuscivano a dare nuove licenze. Monti ci ha approvato e ha fallito, ci ha approvato Renzi e ha fallito, ha ritirato il provvedimento, ci ha approvato Draghi e ha fallito, ha ritirato il provvedimento, ci ha approvato il governo Meloni, questo ministro, e ci siamo riusciti. Una riforma incisiva, significativa, che consentirà finalmente ai comuni di rilasciare, di fare concorsi straordinari per il rilascio del 20% di licenze in più in 15 giorni, perché abbiamo semplificato tutte le procedure. Basta soltanto la comunicazione all'autorità dei trasporti, che ha 15 giorni per esprimere il proprio parere, poi vale il principio del silenzio assenso. Semplificazione assoluta. Bene, risorse le abbiamo utilizzate pienamente, gli obiettivi li abbiamo raggiunto del PNRR, per questo il governo e il Parlamento ha consentito, ora siamo nella trattativa in sede europea, ha deciso di destinare la metà delle risorse ricavate dalla revisione del PNRR, 16 miliardi di euro, metà sono 8 miliardi, proprio al nostro Ministero, che ha già presentato i 4 progetti che sono in via di approvazione in sede europea, per dire come destineremo questi 8 miliardi in più, visto che abbiamo ben utilizzato i 27 miliardi che c'erano già stati destinati in tempistiche precise. Bene, li utilizzeremo tutti a sostegno delle imprese nei loro investimenti in tecnologia green e digitale. 4 miliardi e 40 milioni per il piano transizione 5.0, 2 miliardi di euro alle imprese che realizzeranno tecnologia green, batterie elettriche piuttosto che pannelli solari, 1 miliardo e mezzo alle imprese che realizzeranno impianti di energia rinnovabile ai fini del loro autoconsumo industriale, 320 milioni di euro per la Sabatini Green, che è la versione green della Sabatini tradizionale, che sarà rifinanziata nella legge finanziaria, anzi abbiamo anticipato 50 milioni di euro per i progetti della Sabatini, per rilasciare in un'unica rata anticipata quello che avremmo dovuto dare nel corso dei prossimi anni, purché le imprese ce lo chiedono entro il 31 dicembre di questo anno. 50 milioni sono stati ricollocati nell'ultimo decreto. Stiamo cercando di dare il massimo sostegno alle imprese che investono, perché questa è la strada per creare sviluppo. Le risorse del PNRR devono essere impiegate nei tempi previsti, cioè i tempi brevi, bene, e laddove è possibile creare da subito un maggiore prodotto interno lordo, quindi nel sistema imprenditoriale. È quello che stiamo facendo. Ministro, ha un minuto a disposizione per chiudere questa intervista. Dall'osservatorio che lei in questo momento incarna, rappresenta, le imprese italiane sono sufficientemente dentro il processo della trasformazione digitale e della trasformazione ecologica, o c'è ancora tantissimo da fare anche dal punto di vista culturale? Sono dentro e pochi lo sanno. C'è un rapporto che dà un indice tra l'utilizzo
delle materie prime critiche della duplice transizione green e digitale e il prodotto interno lordo. Quell'indice è più alto in Italia che in Germania e in Francia. Pochi se ne rendono conto perché si tratta molto spesso di piccole e microimprese che non sono contabilizzate, ma noi siamo più avanti di altri, o meglio le imprese italiane sono più avanti di altre imprese nell'utilizzo delle materie prime critiche che servono a misurare appunto quanto di digitale e di green vi sia nella loro attività. E questo è consacrato da cosa? Anche dai riconoscimenti internazionali. 30 di ottobre, tra pochi giorni, si svolgerà in Italia il vertice trilaterale che abbiamo inaugurato per la prima volta nella storia del nostro Paese, nella nostra comunità europea. C'è un vertice trilaterale tra Italia, Francia e Germania, a somiglianza di quello che avevano fatto le 3 Confindustrie insieme. Si è svolto il primo il 26 di giugno a Berlino e in quella sede abbiamo indicato la strada che dobbiamo percorrere insieme e abbiamo indicato la strada anche alla Commissione europea per il nuovo regolamento sulle materie prime critiche. Il prossimo vertice si svolgerà proprio a Roma e sarà sull'intelligenza artificiale e sull'economia digitale, perché noi vogliamo essere il primo paese a normare, indicando la strada agli altri, anche per quanto riguarda le tecnologie frontiere e l'intelligenza artificiale. Vi è un collegato nella manovra economica. Insieme io, l'Emer e ABAC a Roma il 30 di ottobre a indicare all'Europa qual è la strada. Poi un altro vertice trilaterale sulla tecnologia green si realizzerà in Francia. Cosa voglio dirvi? Che l'Italia è tornata al centro della politica industriale europea. Lo abbiamo dimostrato l'altro giorno con un dossier che sembrava impossibile cambiare. Ed è la svolta chiara di un cambiamento in atto, il dossier sull'Euro 7. Siamo riusciti a cambiare quel dossier in corso d'opera, a costruire una nuova e più larga maggioranza, più consapevole e responsabile. Ecco. Ministro, allora... è stato approvato anche e sta cambiando l'Europa, non la stiamo cambiando. Ministro, la ringraziamo per questo suo intervento, anche perché negli ultimi 2-3 secondi abbiamo avuto un leggero calo della connessione tecnologica. Lei stava parlando di digitale, quasi un messaggio, diciamo... No, a parte le battute, questo per dire non è colpa sua, certamente. Grazie per questo suo intervento e buon lavoro a lei e a tutti i componenti del Governo. Grazie Ministro Urso. Allora, completiamo questo quadro di interlocuzioni a livello istituzionale con un ospite molto autorevole che ci porterà a leggere i segnali di questo nostro tempo in una logica appunto europea, sulla base anche di una consolidata, lunga esperienza anche politica nazionale. Mi riferisco a Paolo Gentiloni, commissario dell'Unione Europea all'economia. Grazie, buonasera. Ho visto anche il sindaco. Allora, eccoci qua. Eccoci e grazie a nome di tutti per questa partecipazione, perché davvero insomma, è molto importante per noi ragionare utilizzando le chiavi interpretative di chi guida la politica economica in Europa e quindi da Bruxelles. Allora, qualche giorno fa, intervenendo al Festival dell'Economia che si è svolto peraltro in parallelo al vertice a Marrakech del Fondo Monetario Internazionale, Gentiloni ha detto: la crescita dell'Unione Europea è debole, ma nonostante ciò è stata evitata la recessione. Devo dire che mi aveva colpito anche quello che Gentiloni aveva detto anche a Cernobbio ad inizio settembre. Allora, quello che le vorrei chiedere, commissario, è se lei ha detto questo, come dire, quasi scrollandosi di dosso la preoccupazione che comunque le derivava pensando a ciò che ci aspettava o ci poteva aspettare un anno fa, o perché ha professato un ottimismo che vorrei sapere se è un ottimismo dell'intelligenza o un ottimismo della volontà. Ma per definizione credo che chi
chi lavora, chi fa impresa e anche chi fa politica deve avere un ottimismo. E quindi, ma io semplicemente constatavo la situazione, ma constatare quella situazione non vuol dire non recepire il grido d'allarme che ho sentito dalla Presidente Dalla Vecchia. E a proposito, complimenti alla Presidente Dalla Vecchia per la sua relazione, per questa assemblea. Io insomma vivo a Bruxelles, chiuso in un palazzo, ogni tanto partecipare a degli incontri in cui si sente il polso dei problemi, di come il nostro Paese sta vivendo la situazione è molto importante. Ma il dato è un dato semplicemente numerico, e cioè siamo in una situazione in cui l'economia globale sta rallentando. Quest'anno crescerà del 3%, che sembra tanto ma è molto poco, e l'anno prossimo crescerà del 2,9%. L'economia mondiale, e purtroppo erano 20 anni che non cresceva così poco, e quindi una crescita globale del 2,9% 2024 vuol dire un rallentamento. Questo rallentamento non è uniforme in tutti i paesi. Gli Stati Uniti stanno andando piuttosto bene, i paesi asiatici, tolta la Cina, stanno andando molto bene. C'è un rallentamento evidente in Europa, poi semmai ne parliamo meglio. L'Unione Europea, secondo tutte le previsioni economiche, un grande economista, Galbraith, diceva: le previsioni economiche servono a rendere l'astrologia una scienza esatta, no? Quindi vabbè, sono previsioni economiche, quelle che attraverso i nostri modelli noi alla Commissione facciamo, ci dicono che quest'anno l'economia crescerà dello 0,8% nell'Unione Europea e l'anno prossimo dell'1,2%. Più o meno è quello che dice anche il Fondo Monetario, la BCE, quindi o si sbagliano tutti o grosso modo siamo in questa situazione. Questo vuol dire che dopo 2 anni straordinari, non dimentichiamo che nel 2022 abbiamo avuto in Europa e anche in Italia una crescita spettacolare. Io non mi aspettavo durante la mia vita la possibilità che in Italia crescessimo più della Cina. Nel 2022 è capitato, l'Italia è cresciuta più della Cina. C'è, come si vedeva nel grafico che ha mostrato la Presidente nella sua relazione, c'è il dramma del Covid. A un certo punto, giovedì santo del 2020, l'economia europea arriva a meno 20%, è stato, come si dice, il nadir di questa crisi. Dopo il Covid c'è un rimbalzo, l'economia cresce molto e poi comincia a rallentare. Che cosa c'è di buono e che cosa c'è di cattivo? Di buono c'è che abbiamo in media, e anche in Italia, evitato una crescita negativa, una recessione. Di buono c'è anche che il mercato del lavoro tiene, anzi ha dei numeri notevoli, sia pure con l'avvertenza che dovremmo sempre ricordare noi italiani, che abbiamo tuttora un livello di occupazione femminile che non è da paese europeo avanzato, e abbiamo dei problemi in alcune aree del paese. Però buone notizie sul mercato del lavoro. L'altra buona notizia, secondo me, è che alcuni grandi paesi stanno cominciando già almeno secondo sempre le famose previsioni, a vedere un'inversione di tendenze. Tra questi la Germania. C'è poco da stare allegri sul fatto che l'Italia è cresciuta più della Germania, ed è vero, la Germania è in recessione, noi abbiamo una crescita modesta. Ma per me il fatto che la Germania, secondo le nostre previsioni, l'anno prossimo cresca attorno all'1,5% è un fatto positivo. La Turchia è un altro fatto positivo. Cioè ci sono, io credo, in un contesto globale di rallentamento, alcuni segnali incoraggianti
E un'assemblea come questa, che lavora molto sull'export e sui rapporti internazionali, penso che debba recepire il grido d'allarme, ma vedere anche che ci sono degli elementi più incoraggianti. Proprio per questa dimensione di interconnessione sistemica che evidentemente esiste tra le diverse economie, ma anche tra i diversi sistemi produttivi. Il titolo di questa assemblea è molto provocatorio, l'Europa allo specchio. Se io immaginavo metaforicamente che cosa potesse dire l'Europa allo specchio, cioè se l'Europa fosse veramente messa nella condizione di specchiarsi, si vedrebbe un'Europa funzionante, un'Europa capace di assolvere i suoi obiettivi, un'Europa dinamica, un'Europa capace di superare anche i grandi divari culturali che ci sono tra paesi fondatori e paesi che sono entrati su presupposti completamente diversi, con storie e con tradizioni diverse più recentemente in questa organizzazione che, non dimentichiamolo, è soprattutto un'organizzazione politica. Beh, l'Europa, come sapete, è un edificio, un progetto che dura da 70 anni, che ha garantito pace per 70 anni a paesi che si erano fatte la guerra per un secolo, se partiamo dalle prime guerre franco-tedesche. È una costruzione complessa, ci sono 22 lingue nell'Unione Europea. Umberto Eco diceva la lingua dell'Unione Europea è la traduzione. Effettivamente ci sono un sacco di traduttori nelle istituzioni europee. 3 alfabeti ci sono, perché i bulgari e i greci hanno 2 alfabeti diversi da quelli del resto degli europei. Quindi edificio complesso, risposta alle crisi a mio parere eccellente, sia alla crisi del Covid dopo i primi 15 giorni drammatici, sanità, meccanismo SURE per la cassa integrazione, Next Generation EU, eccellente. Risposta politica sull'Ucraina, penso importante. Risposta allo shock energetico che è venuto dalla crisi ucraina. È stata una roba, penso, enorme e dalla quale non siamo completamente venuti fuori. Io quando parlo con i nostri interlocutori americani o giapponesi o cinesi sottolineo sempre una banalità, e cioè per loro la crisi ucraina è prevalentemente un fatto geopolitico che ha a che fare con la sicurezza. Per noi europei, oltre ad essere un fatto geopolitico, ovviamente è un fatto economico, nel senso che ha incrinato uno dei pilastri dello sviluppo economico dell'Europa nell'ultimo quarto di secolo, cioè l'idea che si potesse basare la nostra economia sull'energia da pipeline russa a buon mercato. È incredibile come l'Unione Europea sia riuscita in 5 mesi a uscire da quello schema, ma esserci riusciti è comunque una cosa che costa. Molti mi chiedono ma come andranno i prezzi dell'energia adesso che c'è questa nuova tragedia? Il conflitto israelo-palestinese. Sì. E lì, allora, se uno guarda le proiezioni attuali, i futures sia del petrolio che del gas non sono particolarmente allarmanti. I futures del petrolio sono a $90 al barile, i futures del gas sono grosso modo a €50 al megawattora. Il che ci dice che al momento quella crisi non ha provocato aspettative, diciamo così, di sconvolgimenti drammatici nei mercati energetici. Però attenzione a 2 cose. Primo, questo è quello che si fotografa adesso. Se ci fosse un'escalation, se la situazione degenerasse ulteriormente, chi lo sa. E secondo, comunque, questi 2 prezzi, 90 per il Brent al barile e €50 per il megawattora, se li paragoniamo a quelli di 3 mesi fa, 5 mesi fa, ci dicono che la situazione non si è aggravata, ma se li paragoniamo a quelli di diversi anni fa, sono prezzi molto più alti.
e quindi pongono a tutti noi europei un problema di competitività enorme, perché imprese che pagano regolarmente, stabilmente l'energia più dei loro competitor sono imprese che devono fare doppia fatica rispetto agli altri. Quindi non c'è una prospettiva drammatica al momento sui prezzi dell'energia, ma c'è poco da essere tranquilli per il fatto che abbiamo comunque dei prezzi di energia molto, molto sfidanti, per così dire. Ci aiuta a capire come deve essere modellato, professando, come spesso lei fa, linguaggio della verità, ma anche senso pragmatico, il nuovo patto di stabilità. Perché da lì poi dipendono tante scelte di politica economica dei vari governi, compreso naturalmente il nostro. Appunto, abbiamo ricordato prima, è stato varato in settimana la manovra economica. Ma adesso non so quanto voi siate esperti di questa materia molto rognosa che è appunto il patto di stabilità, ma insomma, in due parole, questo accordo che è stato fatto 20-30 anni fa è un accordo che stabiliva un tetto al debito di ciascun paese e il tetto era 60% del rapporto tra debito e PIL. Perché era il 60%? Veniva da qualche premio Nobel, da qualche studio econometrico spettacolare? Il 60% era la media del debito pubblico in rapporto al PIL dei 12 paesi firmatari degli accordi dell'epoca. Problema, fu introdotta una norma molto severa. Per arrivare a quel 20% devi ridurre il debito ogni anno del 5% fino ad arrivare lì. Noi pensiamo, e ormai lo pensano quasi tutti, che quella norma sia completamente inapplicabile. Quindi il modo in cui stiamo affrontando questo problema è quello di avere percorsi di riduzione del debito un po' più diversi tra paese e paese, più realistici e contemporaneamente di avere la possibilità di spingere sugli investimenti. La Commissione ha fatto una proposta di questo genere, stiamo facendo fatica onestamente, nel senso che non siamo ancora arrivati a un accordo su questo e la posizione più riluttante forse è la posizione tedesca, perché i tedeschi pensano che questa traiettoria di riduzione del debito nei diversi paesi sia una traiettoria troppo morbida, che ci vorrebbe una traiettoria più pesante, più incisiva, più aggressiva. Io ribadisco sempre, ok, noi abbiamo anzi, perché se non riusciamo a fare la riforma, quello rimane in vigore quella... una cosa più aggressiva, ma non ha funzionato. Il debito medio dei paesi europei è aumentato. Oggi paesi che hanno più del 100% del debito, che tempo fa erano solo 2 o 3, sono 7 nell'Unione Europea. Quindi una cosa ragionevole che poi si accompagna con la possibilità di fare più investimenti, io penso che sia molto ragionevole. In politica non sempre le cose ragionevoli si riescono a fare, però ci stiamo provando e diversi governi spingono in questa direzione. Un'ultima domanda, che è una domanda di carattere generale, ma probabilmente è la chiave per poter capire quanto è difficile incidere a livello di politica economica, non solo di politica economica in Europa. Lei è un esponente autorevolissimo del centro-sinistra, il governo che in questo momento guida il nostro Paese è un governo di destra-centro, centro-destra, insomma, poi ci possiamo divertire con le etichette. Quanto si riesce a praticare un'unica lingua politica, intendo, a tutela degli interessi del nostro Paese in Europa? C'è questa esigenza di tutelare gli interessi dell'Italia in Europa? Beh, ma certo che c'è e naturalmente la risposta è banale, il modo per farlo è primo fare squadra, nel senso che le diverse componenti, il mondo delle imprese, il mondo del lavoro, le autorità nazionali, le autorità territoriali, locali, tutte sono chiamate a lavorare insieme
lavorare insieme anche con le nostre rappresentanze diplomatiche, con i nostri funzionari che lavorano alla Commissione. E certamente chi rappresenta la Commissione europea, come il sottoscritto, rappresenta un interesse generale, ma considera anche ovviamente i problemi e le istanze che vengono dal proprio Paese. La seconda cosa, se posso permettermi, è che bisogna farlo presto, perché il limite che ogni tanto noi abbiamo avuto, quando dico noi mi ci metto anch'io perché, come sapete, ho partecipato a 3 diversi governi e uno dei 3 ho avuto anche l'onore di presiederlo in Italia, quindi è che dico arriva quello da Bruxelles e fa la lezione agli italiani. Però noi italiani spesso arriviamo un po' tardi, cioè quest'idea che le decisioni che si prendono in sede europea sono decisioni che influiscono sulla vita delle nostre imprese, sulla vita delle nostre comunità, è un'idea che talvolta noi scopriamo ex post. No, io ogni tanto sento rimostranze su decisioni che sono state prese, poi vado a vedere e scopro che il governo italiano, non sto parlando di quello attuale, è un discorso che possiamo fare per gli ultimi 10 anni, aveva votato a favore di quella decisione. Quindi dobbiamo renderci conto che un pezzo del nostro futuro si decide lì e quindi lavorare in questa direzione per influire su quelle scelte. Penso che possiamo farlo, l'Italia è la terza grande economia europea, ha tutte le capacità che l'Assemblea di oggi ha messo in evidenza, gioco di squadra e se possibile gioco di anticipo. Influire su queste decisioni, non soltanto magari un po' a uso interno protestare dopo che sono state prese e poi quando ci sono delle occasioni coglierle. Il famoso PNRR, e mi fa piacere che ne abbiano parlato tutti in questa assemblea, si è parlato più del PNRR che della legge di bilancio e siamo nelle settimane della legge di bilancio. Ma la cosa non mi disturba, è importante questa dimensione. Vi dico solo una cifra, noi abbiamo erogato di questo grande piano europeo fin qui 175 miliardi. Di questi 175 miliardi, 85 sono andati all'Italia. 85 miliardi! Ora, la missione che dovremmo avere tutti, secondo me, Confindustria, mondo del lavoro, regioni, comuni, insieme al governo naturalmente e alle autorità europee, è di utilizzare al meglio queste risorse e di far vedere dove cadono a terra queste risorse, perché non ci ricapiterà più questa cosa. È un'occasione che ci capita oggi. Prima sentivo il Presidente della Regione dire noi siamo in linea, abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare. Poi, quando si è venuto a sedere, gli ho detto ma perché non te la vendi? È brutto da dire, no? Ma gli ho detto guarda, c'è il primo ministro spagnolo, il primo ministro portoghese che fanno i road show sul PNRR, inaugurano quello che devono inaugurare, fanno vedere come queste enormi risorse senza precedenti e 3 volte la nostra legge di bilancio, quello che negli ultimi 2 anni è arrivato dai fondi europei, producono dei risultati. Dobbiamo farlo perché non è che dobbiamo essere ottimisti o pessimisti, ma se vogliamo alimentare un po' di fiducia nella prospettiva della nostra economia, dobbiamo far vedere quando ci sono degli investimenti e delle riforme che arrivano a terra. Grazie a Paolo Gentiloni per il suo intervento. Visto che ci conosciamo da molto tempo, se mi è permesso, forse non è molto elegante che lo dica io, ma è veramente un contributo, come dire, alla messa a terra di queste idee che io molto condivido.
il 20 novembre parte un nuovo programma su Rai 1 che vuole esattamente... C'è l'invito in diretta. C'è l'invito in diretta perché lei è uno degli interlocutori privilegiati, ma soprattutto aiutateci a raccontare per gli italiani, in modo tale che gli italiani si accorgano tutto quello che grazie al PNRR si può fare nel nostro Paese. Aiutateci perché il servizio pubblico c'è per fare questo. A Francesco Giorgino. Grazie signor. Allora, adesso introduciamo il penultimo segmento di questa assemblea. Presidente, siamo perfettamente nei tempi. Questo lo voglio dire anche al direttore generale che ha fatto un lavoro veramente encomiabile dietro le quinte da diversi giorni, lui e i suoi collaboratori, per rendere questa assemblea, diciamo, dal punto di vista organizzativo memorabile. Allora, siamo nell'ultimo intervento, nell'ultimo segmento, prima poi del gran finale con la premiazione che, diciamo, ha una valenza non solo simbolica. E quindi, l'ho preannunciato prima, lo vorrei invitare qui sul palco, Mario Mauro, che è stato Ministro della Difesa del nostro Paese. Anche di qui, Mario, che difficile. Ti faccio risparmiare un po' di strada e quindi ci aiuterai adesso, entrando un po' più nella dimensione tecnica, a appunto cogliere fino in fondo queste connessioni che si sviluppano tra il piano geopolitico del ragionamento e quello geoeconomico, tenendo presente questa provocazione intellettuale che è contenuta nel titolo L'Europa allo specchio. A te la parola. Intanto grazie per l'invito a Confindustria Vicenza e soprattutto grazie a Confindustria Vicenza perché ha inteso investire a servizio della propria rete di imprenditori in una serie di interventi mirati di carattere geopolitico che ha preso la forma di seminari che si svolgeranno, hanno già cominciato a svolgersi con purtroppo un inizio sullo scacchiere medio orientale e continueranno con l'Africa e mano a mano altre aree che hanno interesse geopolitico cruciale, primo fra tutti il rapporto e la tensione tra Cina e Stati Uniti in questi ultimi anni. Questo lo dico perché credo e con forza che il senso di una comunicazione che abbia l'analisi geopolitica al suo centro è fatta per sollevare problemi. Non a caso avevamo previsto di anticipare l'intervento delle istituzioni con questo modello di analisi, perché chi offre soluzioni sono appunto le istituzioni, che sono frutto di un patto di libertà e che sono concepite per essere il nostro strumento attraverso il quale guadagniamo in termini di garanzie di libertà e di servizi. Che cosa vuol dire sollevare problemi? Proballein è un verbo greco che vuol dire buttare davanti, mettere davanti, cioè cercare di avere chiarezza su uno scenario. E onestamente, se guardiamo nella dimensione della prima delle slide che vi propongo, che cosa accade allo scenario dello scacchiere euro-mediterraneo, possiamo superare adesso questa slide. Ecco, vi rendete conto che le cose sono un po' diverse da quelle che immaginiamo e anche nel racconto che abbiamo fatto inizialmente noi pensiamo al conflitto russo-ucraino e pensiamo al conflitto israelo-palestinese. Ma se invece ragioniamo secondo la formulazione di che cosa vuol dire Europa allo specchio, intorno all'Europa dal 24 di febbraio del 2022 si succedono la tensione nello scacchiere centro-caucasico che ha avuto come momento cruciale la conquista azera del Nagorno-Karabakh e quindi la pressione esercitata dalla Turchia attraverso gli azeri sul dirimpettaio russo che appunto perché impegnato sullo scacchiere ucraino ha dovuto dare via libera a questa riduzione della propria zona di influenza, subito seguita dalla tensione in Kosovo tra
la Serbia e la realtà kosovara, e poi a cascata abbiamo il ridefinirsi dei conflitti in area siro-irachena, la questione del conflitto israelo-palestinese e mano a mano scendendo giù verso l'area del Sahel e l'area subsahariana una serie di colpi di Stato e di conflitti che vanno dalla ripresa del conflitto e della guerra civile in Sudan fino al Chad, al Niger, al Mali e più in basso il Burkina Faso. Che cosa vuol dire questo? C'è un nesso diretto tra questi conflitti tale che possiamo immaginare che ci sia una sorta di assedio posto nei confronti dell'Europa e che possa essere il riflesso di conflitti ancora più grandi? C'è un ragionamento che si può fare tenuto conto del fatto che, per esempio, l'effetto diretto di quello che è accaduto nell'area subsahariana, dove peraltro per inciso insistono da oltre 20 anni gruppi di milizie jihadiste che assommano a quasi 160.000 uomini distribuiti alle spalle del deserto algerino, quell'Algeria che è per noi oggi punto di riferimento principale per l'approvvigionamento di energia in assenza del rapporto che abbiamo privilegiato per anni con la Russia? C'è qualcosa, insomma, che tiene insieme tutti questi conflitti? Io credo che per avere un approccio razionale a questa visione dobbiamo fare un passo indietro e cercare di capire che cosa succede nello scacchiere globale. Anche il ministro Urso ha citato due fatti, vale a dire l'ingresso della Cina nel WTO e conseguentemente quello che è rimasto invece nella vita internazionale poco più di un episodio, cioè quello di Pratica di Mare, quando si è tentato di associare attraverso la nascita del Consiglio NATO-Russia la Russia alla governance di sicurezza dello scacchiere globale. Ebbene, proprio sulla base di queste analisi, se facciamo un passo indietro, invece ci rendiamo conto di una cosa che ha molta più forza e starei per dire molta più violenza. L'ultima volta che sul piano globale si è raggiunto un accordo vero di potere che ha tenuto per decenni è stato alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quell'accordo si chiama Yalta. Quell'accordo ha stabilito con nettezza e con divisioni che ricordano per esempio anche i tratti di matita con cui alla fine della Prima Guerra Mondiale, sulla base della pace di Parigi, sono stati disegnati i confini di molti paesi mediorientali, che i vincitori e solo i vincitori fanno accordi che pesano nella storia. E in quella circostanza Stati Uniti e Unione Sovietica, con il contributo a fianco degli Stati Uniti di Francia e Inghilterra, una Francia pervicacemente voluta a quel tavolo dalla lungimiranza di Winston Churchill, hanno di fatto contribuito al disegno che ha tenuto in piedi gli equilibri di potere per decenni. Tant'è vero questo che quel mondo, un mondo appena di 2,5 miliardi di abitanti, contava su un contributo europeo e russo che superava le 700 milioni di unità. Oggi che il mondo è arrivato a 7 miliardi e 800 milioni di abitanti, Russia ed europei insieme a 700 milioni non arrivano. Invece altri protagonisti hanno fatto irruzione nella storia e se pensiamo che l'India a quella data era semplicemente mera espressione geografica, come Metternich aveva definito l'Italia alla fine del congresso di Vienna, ci rendiamo conto che Cina e India su quei 7 miliardi e 8 rappresentano oggi, per esempio, più di 3 miliardi di abitanti, rappresentano capitoli importanti della voce economia che definisce il livello delle grandi potenze, rappresentano dal punto di vista della sfida sulla conoscenza, cioè quella che rimane la base attraverso la cura del capitale umano della sfida nei confronti del futuro, se appena consideriamo che i 50 amministratori delegati delle più grandi compagnie del mondo, delle più grandi multinazionali del mondo, sono cittadini indiani. Il mondo è completamente cambiato e dentro questa rivoluzione
La condizione dei paesi europei, ma soprattutto di quei 2 paesi europei che avevano siglato gli accordi di Alta, è sostanzialmente rivoluzionata. Tant'è che l'onda lunga di questi movimenti di carattere geopolitico, di questi conflitti periferici, butta fuori dal tavolo un paese che vi aveva preso posto a pieno titolo nel 1945. La Francia, cacciata dall'Africa francofona, è rimasta residuale rispetto agli equilibri di quella parte dello scacchiere. La Francia, che sul piano degli investimenti, dopo aver caratterizzato un'epoca attraverso il condizionamento del franco francese, è sostanzialmente scacciata non tanto dalle milizie jihadiste piuttosto che dai colpi di Stato, quanto dall'imponenza degli investimenti cinesi in tutta l'area, un blocco di investimenti che vale 80 miliardi di dollari solo nell'area sud del Mediterraneo. È proprio per questo che dobbiamo avere la forza di leggere gli eventi attraverso una lente di ingrandimento che metta in risalto le strategie di coloro che sono attori dei processi globali. Principalmente oggi il paese del quale siamo stretti alleati, che è rimasto nel ruolo di guardiano del mondo dopo l'implosione del sistema sovietico e che ha cercato di contenere le sfide delle guerre asimmetriche e anche l'avvitarsi dei processi di carattere geopolitico negli ultimi 35 anni, gli Stati Uniti, è quel paese che, a detta di molti, recentissimo l'intervento della Presidente della Commissione europea von der Leyen, può rappresentare oggettivamente il discrimine tra la pace e il conflitto, la Cina. Perché parlo in questi termini? Attenzione, perché l'entità della sfida è formidabile. Solo pochi anni fa, durante l'amministrazione Trump, viene rivolto dall'amministrazione statunitense una sfida vera e propria alla Cina. È l'inizio di una guerra commerciale che passa anche nel passaggio all'amministrazione Biden con la pubblicazione negli atti del Parlamento statunitense, del Congresso statunitense, del Chips and Science Act, quella legge attraverso la quale gli americani vietano sostanzialmente di trasferire tecnologia finalizzata alla produzione di intelligenza artificiale e, a quegli step della tecnologia che soli oggi possono consentire un dominio anche in termini economici e tecnologici, per l'appunto alla Cina. La risposta da parte cinese non si è fatta attendere, perché altrimenti non potremmo spiegarci il perché si sia saldato un interesse che i decenni precedenti, anche in presenza di una comunanza ideologica formidabile, quella di asset istituzionali di matrice comunista, Unione Sovietica e Cina maoista, avevano sempre tenuto gli interessi dei due paesi sostanzialmente assolutamente lontani. Oggi tutto questo è cambiato. Al fianco degli Stati Uniti c'è ancora una volta l'Europa, ma è un'Europa che è in debito, come è stato ben rimarcato tra coloro che mi hanno preceduto dal Presidente Bonomi attraverso le parole di un esponente della Confindustria tedesca, è in debito di difesa, cioè non ha una sostanziale politica di difesa, quindi non ha le possibilità di far valere all'interno delle relazioni diplomatiche una struttura imponente capace di assicurare una governance di sicurezza alle proprie genti, non ha una leadership tecnologica, perché nel momento in cui ci troviamo a discutere anche di intelligenza artificiale, l'Europa non ha né uno né più campioni dell'intelligenza artificiale, non ha né uno né più campioni sulla strategia che attraverso il governo della tecnologia dei chip possa renderci in qualche modo competitivi e alternativi alla proiezione statunitense su questi mercati. E da ultimo, ma non meno grave, ha una fragilità di integrazione politica che ritorna ciclicamente per ricordarci che cosa ci può accadere quando le tensioni esplodono tutte insieme.
Attenzione, questo poi è il momento più cruciale, perché quante volte abbiamo sentito parlare dell'Europa gigante economico ma nano politico? Ma oggi la questione va vista in un modo radicalmente diverso. Tra quelli che non c'erano agli Alta non c'era l'Europa unita, l'unico progetto di natura politica che abbia messo intorno a un tavolo non solo i vincitori ma anche i vinti, che abbia fatto la fortuna di questi vinti, sia nel caso italiano sia nel caso tedesco. La partecipazione allo strumento del mercato comune è comunque stato vissuto come un volano per la crescita delle proprie economie e la partecipazione in chiave di player mondiale a processi economici raffinati, tant'è che da anni, da decenni, facciamo parte del G7 e del G8. Una situazione come questa, che cosa ci dice rispetto a quello che accadrà a breve? E che cosa ci porta a riconsiderare dal punto di vista della capacità strategica e della visione di una realtà come Unione Europea? Nel momento in cui l'Europa si guarda allo specchio, cosa vede oltre le proprie fragilità? Se passiamo alla riflessione che fa Ursula von der Leyen nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, i punti su cui si sofferma sono dei punti che potrebbero occupare per intero lo spazio e il tempo di una riflessione di lunga durata che possa permettere all'Unione Europea di tornare ad essere un player mondiale. Eppure, oggi sappiamo che accorgersi, come fa la von der Leyen in quella riflessione, che c'è un problema con la Cina, non necessariamente vuol dire che il blocco europeo e le istituzioni europee saranno sollecite nel portare questa sfida con la Cina a un punto di crisi tale da poter aprire una reale partnership e collaborazione in questo senso con il gigante statunitense. Mi spiego. Noi con gli americani abbiamo creato un tavolo concreto di lavoro, si chiama Transatlantic Technologic Council. A quel tavolo siede il governo degli Stati Uniti e seggono i campioni statunitensi, Apple, Facebook, Meta, Amazon dal punto di vista della logistica e realtà che hanno questa consistenza. Dal punto di vista europeo seggono solo le istituzioni, perché l'impossibilità di mettere sul piatto la forza di privati che abbiano una consistenza tale da rendere equivalente il nostro rapporto con gli americani ci vede ancora una volta nel rapporto transatlantico indietro sul piano della difesa, indietro sul piano della tecnologia, arrancanti addirittura sul piano di una logistica che oggi è strumento indispensabile anche per le strategie di difesa. Perché tutto questo venga battuto in breccia da una nuova visione, occorre che l'Europa rifletta una volta di più su che cosa vuol dire che è una grande potenza economica, perché è una grande potenza industriale, perché la cifra caratteristica della storia europea è la manifattura, perché la cifra culturale caratteristica è indice di una proiezione nelle relazioni internazionali che oggi sì può riflettere e lo fa. Anche l'Unione Europea ha fatto il suo documento sui raw materials, sulla supply chain, su come cercare di recuperare un'autonomia strategica. E lo ha fatto quando? Quando c'è stato il Covid e quando dopo, subito dopo, c'è stato l'inizio del conflitto, della seconda parte del conflitto russo-ucraino. Ma questo passaggio può essere frutto di un adeguarsi alle circostanze del momento o deve essere il frutto di una visione strategica? Il Presidente Della Vecchia lo ha detto con molta concretezza e lo ha chiarito in modo, direi, incontournable, ineludibile. Noi abbiamo un problema di fondo. Non abbiamo come Paesi membri una visione di medio periodo, non abbiamo come istituzioni europee una visione di medio periodo. Senza questa visione di medio periodo noi non riusciremo nel tempo a supportare le nostre catene del valore e lasceremo esposte quelle catene del valore alle tensioni di natura geopolitica.
Quelle tensioni di natura geopolitica che gli americani riescono a ricondurre a una loro visione strategica, perché non dimentichiamolo, siamo in un'economia dollarizzata, nella quale lo strapotere del tesoro americano, anche come capacità di intervenire in termini sanzionatori verso chi si mette fuori da quel tipo di associazione che ha fatto della relazione transatlantica in tante circostanze uno strumento indispensabile per il nostro futuro, ebbene, se noi non garantiamo una possibilità di intervento strategico e di visione strategica, noi inevitabilmente ci assicuriamo non lo sviluppo ma il declino. Vado velocemente verso la conclusione. Chi mi ha preceduto, e ne sono veramente contento, ha posto davanti a noi fatti ed elementi che ci parlano di un ottimismo della ragione. Inevitabilmente chi fa analisi, e soprattutto chi fa analisi geopolitica, tende a vedere quelli che possono essere quegli elementi cruciali che possono mettere in difficoltà il sistema mondo. Ma noi oggi siamo di fronte a una straordinaria opportunità, perché forse è proprio quello che è l'anello più debole della catena, e cioè il contesto politico e istituzionale dell'Unione Europea, potrebbe rivelarsi il nostro asso nella manica. Per capirlo passo all'ultima slide. Questa è una slide elaborata dalla Camera di Commercio italo-germanica. È frutto di un'intervista alle imprese ed è frutto di un'intervista comparata, cioè fatta alle imprese tanto italiane quanto tedesche. Il 48% delle aziende teme un calo della domanda con riferimento al prossimo anno. Il 30% teme alterazioni alle catene di fornitura nei prossimi mesi. Per il 76% delle imprese i rapporti economici tra Italia e Germania sono un asset strategico per affrontare le sfide ecologiche e digitali che abbiamo di fronte e il 56% ritiene che i rapporti tra due paesi vadano ampliati anche con un dialogo politico. Che cosa vuol dire questo in concreto? Che il sistema delle imprese percepisce che il mettersi insieme da parte dei giganti europei possa essere un fattore di traino non solo per le proprie economie, ma anche per i propri percorsi istituzionali e di integrazione, e percepisce in questo un'opportunità che per certi versi potrebbe rivelarsi anche superiore alla crescita dell'export. In questo momento, quindi, l'Unione Europea deve passare a un livello di integrazione del proprio mercato unico che non semplicemente miri a mettere insieme gli elementi del mercato, ma sia capace di raggiungere gli obiettivi di autonomia strategica generando dei veri e propri campioni europei in più e più settori, a cominciare da quello della difesa, a finire a quello delle tecnologie di ultima generazione. Se saremo capaci di fare questo, noi batteremo in breccia il nanismo politico dell'Unione Europea e assicureremo un futuro migliore al destino di una generazione. Se saremo capaci di fare questo, noi rimedieremo non per iniziativa di questo o quell'uomo della provvidenza, ma perché espressione di un sistema sano che è caratterizzato dal modo di vedere la vita, il mettere su casa, il mettere su famiglia, il mettere al mondo dei figli, ma soprattutto il fare impresa, da una generazione di imprenditori che è comune a tutti i paesi europei e che può rappresentare il volano per una politica di livello differente rispetto a quella che oggi riescono a mettere in campo i singoli Paesi membri. Grazie. Grazie a Mario Mauro, grazie molte per questa relazione molto interessante. Lo sviluppo, diremmo nel linguaggio del marketing, lo sviluppo dei touch point e dei meeting point tra il livello politico del ragionamento e il livello più industriale, più commerciale. E siccome è stato toccato più volte l'impatto della digital transformation, io vorrei nei 10-15 minuti che diciamo più o meno è il tempo assegnato a questo segmento delle relazioni, vorrei con Anna Mareschi Danieli, che è Vice Chairwoman della Acciaierie Bertoli, affrontare
il tema proprio dell'impatto del digitale sulle imprese. La scuola di Toronto, benvenuta e buonasera, la scuola di Toronto da Innis in poi ci ha insegnato che si può approcciare la tecnologia in due modi diversi, con un approccio probabilistico, con un approccio deterministico. L'approccio deterministico che quella scuola ha sposato fin dall'inizio vuole che la tecnologia non si limiti ad accompagnare il cambiamento sociale, ma lo determini nel profondo e lo determini in tutti i suoi ambiti. Quindi è estremamente importante riflettere sullo stato dell'arte del rapporto tra impresa e tecnologia nel nostro Paese. Prego. Grazie, buonasera a tutti, gentilissima Presidente, autorità, signore e signori, buonasera. Certo, parlare dopo l'ex Ministro Mauro non può che crearmi un po' di ansia da prestazione, ma ce la metterò tutta in ogni caso. Comunque, la rivoluzione tecnologica nell'impresa manifatturiera, di questo si vuole parlare. Da sempre, quindi non da oggi e neanche da ieri, la nostra vita è impregnata di tecnologia, è modellata dalla tecnologia. Questo effetto è però ora diventato particolarmente evidente con l'avvento della robotica, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, più in generale dell'automazione, che ci hanno condotti verso quella che è la nuova impresa intelligente data driven e hanno ridefinito la forza lavoro con una velocità che non si vedeva da tanto tempo e comunque con una velocità inedita. Questa disruption, come fra l'altro tutte, ha creato e sta creando vincitori e vinti, non c'è dubbio. È lecito ritenere che automazione e intelligenza artificiale vadano a competere con la manodopera meno qualificata, ma saremmo degli ipocriti se non ammettessimo che va anche a completare quei lavori altamente qualificati e ad alto valore aggiunto. Man mano che la tecnologia diventa più sofisticata e si sviluppa, crea una crescita economica molto più che proporzionale, addirittura oserei un esponenziale rispetto al livello di innovazione raggiunto. E questo non lo dico io, ma il World Economic Forum. L'intelligenza artificiale e la robotica hanno il potenziale di raddoppiare la crescita economica nei paesi sviluppati entro il 2035. Parliamo praticamente di dopodomani. Quando parliamo di crescita economica ci riferiamo a produttività e a valore aggiunto. All'aumentare del valore aggiunto aumenta pure la competitività di un territorio, anche attraverso l'aumento dei salari, per esempio. E questo è un aspetto importantissimo per il mondo industriale, perché, come ripeto spesso, un'impresa è competitiva se lo è il territorio sul quale questa impresa insiste. Sempre il World Economic Forum prevede che dal 2020 al 2025 85 milioni di posti di lavoro saranno occupati dall'automazione, ma aggiunge anche che ne verranno creati 97 milioni di nuovi, con un saldo quindi positivo di 12 milioni nei paesi OCSE. E sto parlando sì, di lavori meno pericolosi, di lavori meno rischiosi, meno sporchi, meno routinari e più appaganti, più innovativi, che lasciano più libertà all'individuo di applicarsi sui ragionamenti e quindi gli danno la possibilità di differenziarsi dagli altri e di poter fare la differenza. E prendendo a prestito il pensiero di Luciano Floridi, professore di etica digitale a Bologna e a Oxford, che ora ha lasciato per Yale, il miracolo non è quello di aver creato un'intelligenza artificiale, ma di aver ingegnerizzato strumenti che a intelligenza zero fanno cose che se dovessimo fare noi richiederebbero non solo più, ma tanta intelligenza in aggiunta. Siamo riusciti a scollare la capacità di agire dalla necessità di essere intelligenti. Sembra paradossale, ma è davvero così.
Quindi partiamo allora dalle basi per evitare fraintendimenti. L'intelligenza artificiale e l'automazione, pur strettamente connesse nella creazione e ottimizzazione della fabbrica cosiddetta intelligente, non sono la stessa cosa, perché l'intelligenza artificiale utilizza l'automazione come strumento di applicazione. In altri termini, si può dire che l'automazione veste una funzione ancillare all'intelligenza artificiale. Quindi, se andiamo nel dettaglio, possiamo aggiungere che l'intelligenza artificiale permette di creare macchine in grado di risolvere problemi che il cervello umano non sarebbe in grado di risolvere, perlomeno nel breve periodo. L'intelligenza artificiale, benché possa sembrare fantascienza, soprattutto se pensiamo al futuro, prossime opportunità offerte dal suo utilizzo associato ad altro, ad esempio al quantum computing, come si è già parlato precedentemente, non lo è. Perché proprio una settimana fa in Confindustria Udine abbiamo avuto l'onore di avere come ospite Federico Faggin, guarda caso l'inventore, un vicentino fra l'altro, ma prima di tutto un grande italiano, e l'inventore del microprocessore, e come se questo non bastasse anche del touchscreen. E ci ha dato a chiare lettere una visione sul stato dell'arte dell'intelligenza artificiale e di questo mondo digitale. Perché lui dice che se l'Italia il treno del silicio lo ha ormai perso, è bene guardare al futuro investendo meglio e di più nelle tecnologie quantistiche, che sono un terreno dove la sfida è ancora aperta e il tessuto imprenditoriale nazionale si può ancora mettere in gioco. Oggi in Italia è molto difficile che nascano delle nuove realtà sui chip, perché ci manca la competenza, la ricerca di base, la ricerca reale industriale. Anche le start-up per emergere sappiamo che devono emigrare all'estero per trovare dei finanziamenti. Questi sono due limiti dei quali che ci devono far riflettere particolarmente cercando di trovare una soluzione. Ne va della competitività del nostro sistema produttivo, ma direi anche della sicurezza e della tenuta dei nostri sistemi sociali. Ci siamo accorti della dipendenza dai chip quando la loro carenza ha prodotto effetti a catena nei sistemi di produzione, a cominciare dall'industria automobilistica, perché la pandemia ha innescato una crisi globale i cui effetti hanno scoperchiato un vaso di Pandora. I chip sono indispensabili in tutto il mondo e per produrli ci vogliono capacità industriale e materie prime che detengono in pochi. Guarda un po' di chi parliamo, l'Asia. È il fulcro attorno al quale si gioca una partita dai risvolti geopolitici, tecnologici, ma non solo, anche industriali. E questi sono al momento imprevedibili. Corea del Sud e Taiwan sono tra i principali produttori di chip, mentre la Cina detiene gran parte delle risorse globali di materie prime necessarie per la loro fabbricazione. Dal canto loro, America del Nord ed Europa sono i principali mercati di utilizzo dei dispositivi elettronici e temono la dipendenza dall'Asia e soprattutto la debolezza strutturale derivante dalla mancanza di materie prime e di industrie capaci di coprire il fabbisogno di chip della nostra industria, quella che abbiamo già a casa nostra, e vedremo se saremo capaci di ridurre la nostra attuale situazione di dipendenza. Fatto questo inciso, quindi, torno rapidamente al ragionamento sull'intelligenza artificiale per dire che questa è una scienza basata sul dotare le macchine non tanto di intelligenza quanto di tantissima esperienza. Le macchine, infatti, grazie all'intelligenza artificiale, vengono equipaggiate con un enorme mole di dati, che è il vero tesoro che noi possediamo, che permettono alla macchina di assemblarli, combinarli, analizzarli e fornire risultati alle domande dell'uomo che sono rapidi e praticamente perfetti. Quindi l'uso della tecnologia per automatizzare alcuni processi con un intervento umano
tendente a zero. E attenzione alle parole che si dicono, perché si rischia di fare confusione molto facilmente. Processi con intervento umano tendente allo zero, non ho detto industrie con intervento umano tendente allo zero, anzi ci sarà sempre bisogno di nuove professionalità più innovative e adattabili al cambiamento, che si concentrino sulla creazione di valore, del vero valore aggiunto, che è ciò che ci fa evolvere, ciò che ci fa progredire, e non smetterò mai di ripeterlo, ciò che fa aumentare i salari e conseguentemente la competitività del nostro territorio. In sintesi, prima di procedere oltre col ragionamento, possiamo dire che da una parte l'intelligenza artificiale tende a rendere molte macchine e impianti in grado di sostituire il comportamento dell'uomo, mentre dall'altra parte l'automazione semplifica e accelera in maniera esponenziale i processi, liberando l'uomo da un enorme mole di lavoro e dandogli quindi il tempo, che è una delle risorse più scarse che abbiamo, per dedicarsi a ciò che veramente fa la differenza. Quindi questi due target, intelligenza artificiale e automazione, hanno l'obiettivo di accelerare determinate attività, principalmente sporche, pericolose, l'ho già detto, ripetitive, ma non solo, anche fatte di calcoli estremamente complessi e numerosi, con conseguente aumento dell'efficienza e della produttività, con un differente coinvolgimento umano, consapevoli che ci sono alcune attività che non potranno mai essere automatizzate o rese intelligenti dall'intelligenza artificiale. E questa è una delle parole più importanti, secondo me, produttività. Perché? Perché la curva di crescita della produttività viene resa praticamente crescente all'infinito dall'intelligenza artificiale e dall'automazione. È potenzialmente questa curva esponenziale e viene diminuita la forza lavoro dall'altro lato, che quella forza lavoro che prima svolgeva i compiti che sono stati sostituiti dall'automazione. Ma se la produttività aumenta esponenzialmente, la conseguenza qual è? L'abbattersi del lavoro, del costo del lavoro, inteso come manodopera vera e propria, dato che servirebbe meno forza lavoro per svolgere determinati compiti. Ma assumendo quindi che la produttività aumenti, consapevoli di vivere in un ambiente comunque competitivo e concorrenziale, il prezzo dei prodotti dovrà necessariamente diminuire. La concorrenza, dal canto suo, farà sì che al diminuire del costo del prodotto aumenti la qualità dello stesso, creando nuove necessità per le imprese che sono sempre alla ricerca di un vantaggio competitivo, di differenziarsi dalla concorrenza. E quindi la domanda è: come fare in un ambiente in cui la produttività può potenzialmente crescere all'infinito a fare in modo che la domanda non si saturi? Questa è la domanda che noi imprese manifatturiere ci poniamo. Sappiamo che il progresso tecnologico è irreversibile, ma sappiamo anche che la domanda non può crescere all'infinito. Ecco l'importanza, anzi la sostanzialità della mente umana, dell'uomo e del suo cervello. È ovvio quindi che ci troviamo di fronte a una riduzione della forza lavoro, ma è altrettanto vero che l'uomo assume un ruolo fondamentale nel progresso tecnologico. E proprio in questi termini si gioca la sfida delle competenze e delle qualifiche professionali nel lavoro 4 e 5.0, che dovrebbe partire sin dalla scuola primaria di primo grado. Abbiamo bisogno di un sistema formativo che crei innovazione bottom up, non dall'alto verso il basso come oggi facciamo. Ci sono tanti ragazzi che entrano nella nostra impresa e scoprono cosa significa innovazione. Questo non è un sistema formativo che funziona. E ormai è chiaro a tutti che uno studente al primo anno di ingegneria comunque studia su dei modelli e dei sistemi che al tempo della sua laurea non esisteranno più. Quindi non è più tanto il cosa si studia, ma il come lo si studia, il metodo, l'apertura mentale, quelle che sono definite le soft skill, in modo da creare forza lavoro fertile ad un ambiente
in continuo cambiamento, ad un ambiente che ha bisogno di innovazione per poter continuare ad essere competitivo. E come rendiamo la mente degli studenti più fertile alle innovazioni? Dobbiamo partire dall'inizio, cioè dai formatori. I formatori della scuola primaria vanno meno il compito di inculcare nozioni e sempre più il compito di far ragionare, di aprire le menti, perché oggi l'insegnante deve essere più accompagnatore e non formatore verticali. Quindi più importanza al metodo, alle capacità intellettuali e all'intelligenza emotiva. Il ruolo del docente rimarrà fondamentale se il docente si renderà il docente e il sistema nel suo insieme si renderanno conto che è necessaria un lifelong learning, la chiamiamo, una formazione continua, se il docente si renderà conto che dovrà scendere nella realtà per poter dare un insegnamento corretto ai suoi studenti. Nel panorama globale, termino perché la vedo già che mi lancia occhiate, l'Italia si colloca molto indietro sul panorama internazionale da un punto di vista intelligenza artificiale. È vero che ci sono dei campioni qua e là, ma il gap è davvero grande e speriamo che con il PNRR possa essere colmato. Sull'intelligenza artificiale e l'automazione termino dicendo che abbiamo forse delle idee diverse, ma dobbiamo tutti essere consapevoli che andare a manipolare la mente umana attraverso un servizio internet è totalmente diverso dall'automatizzare un processo industriale. Quindi siamo tutti d'accordo che vada regolamentato questo mondo, ma non confondiamo le due cose. Grazie. Grazie. No, non erano occhiate, anche perché primo non mi sarei mai permesso di farlo, soprattutto al cospetto di una donna, ma poi sono temi che io sento molto vicini perché nell'ambito della comunicazione e del marketing è tutto incentrato sulla rilevanza del paradigma della digital transformation. E io la ringrazio anche per questa operazione tassonomica che in qualche misura ha fatto rispetto all'impatto dell'intelligenza artificiale su un settore strategico come la manifattura. Grazie molte. Allora, Presidente Laura Della Vecchia, Presidente, siamo arrivati all'ultimo momento, è il momento non celebrativo ma il momento del riconoscimento dell'impegno che viene evidentemente effettuato anche attraverso un rito, quindi ciascuna delle persone che verrà chiamata adesso sul palco porta il proprio contributo sulla rilevanza anche della dimensione associativa attraverso la celebrazione di un numero tondo, 50 anni, no? Sì, infatti siamo molto contenti in questo momento di poter premiare le aziende che fanno parte della nostra associazione da 50 anni. Sono loro il valore della nostra associazione e sono con noi da 50 anni. Quindi adesso richiamiamo sul palco uno a uno. Calzaturificio Zamberlan. Ritira la targa Marco Zamberlan. Complimenti. Qui al centro. Grazie. Grazie. Cartotecnica Montebello. Ritira la targa Alberto Comparin. Grazie. Complimenti. Elmec. Ritira la targa Ingrid Bordin. Complimenti. Aereo. Ritira la targa Leonardo Ziche. Complimenti. Avanti. Prego. La Triveneta Cavi. Ritira la targa Pier Giorgio Peripoli. Complimenti. Grazie Presidente, grazie. Complimenti.
L'Inglesina Baby. Ritira la targa Bruna Groppo. Senti che applauso, complimenti. Siamo tutti passati attraverso le carrozzine dell'Inglesina Baby. Prego. Monti Antonio. Ritira la targa Vincenzo Monti. Complimenti, complimenti. PFM. Ritira la targa Andrea Fioravanti. Che sorpresa. Buonasera, buonasera. Complimenti. Complimenti. SPF Chilò. Ritirano la targa Ugo e Paolo Chilò. Complimenti. Complimenti. Prego. SACME. Ritira la targa Giacomo Cera. Carissimo. Grazie. Complimenti. Grazie. Bene. Grazie. Sigma. Ritira la targa Francesco Iannon. Ciao, complimenti. Grazie. Stefan Plast. Ritira la targa Walter Stefani. Complimenti. Grazie. Tomasi Romildo e C. Ritira la targa Antonio Tomasi. Complimenti. Grazie. Allora, questa è l'ultima premiazione e questo è anche l'ultimo momento di questa bellissima, interessantissima assemblea. Soddisfatta, Presidente? Io sono soddisfatta, spero che lo siano soprattutto i nostri associati. Allora, volendo giocare linguisticamente sulle parole un po' alla Wittgenstein, potremmo dire che oggi pomeriggio, in circa 3 ore, abbiamo fatto tutti insieme esperienza non solo di intelligenza collettiva, ma soprattutto di intelligenza connettiva. Grazie a tutti voi per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Lasciatemi dire 2 parole perché sono doverosi i ringraziamenti per Francesco Giorgino che ci ha accompagnato questa sera. Sei stato bravissimo e vi assicuro che non è stata di semplice gestione questa serata e ringrazio in modo particolare anche tutti i nostri funzionari di Confindustria Vicenza, tutti i collaboratori che hanno lavorato per rendere tutto questo possibile. Anche quest'anno, come vedete, è andato tutto molto bene, l'organizzazione è stata splendida, ringrazio anche i nostri ospiti di Marelli e sono molto orgogliosa di essere presidente di questa associazione. Buona serata a tutti.